Un saluto carissimo a tutti i presenti e la presenza di questa sera direi è il fatto più bello, più interessante. Significa che nel Veneto, a Padova, quando la situazione, soprattutto quando le situazioni si fanno difficili, ciascuno di noi sente una vocazione, una spinta a riprendere, a ripartecipare. Voce si sente lì in fondo, ma abbiamo anche un impianto audio, quindi contiamo che funzioni. Alcuni amici amministratori, moltissimi sindaci, moltissimi assessori, consiglieri comunali che hanno preparato e organizzato questa sera mi hanno chiesto di coordinarla perché è stata fatta una classifica che ha dato dei risultati. La classifica è stata fatta in base alle bastonate ricevute dal PDL e quindi mi onoro di averla vinta e quindi è toccato a me. Un amico che mentre lo invitavo mi ha detto vengo molto volentieri perché questa sera ci sono le più interessanti novità del panorama politico italiano, tranne Renzi, diceva. Beh, non è vero, perché questa sera, amici ospiti, in sala ci sono almeno 300 Renzi e a cui va un applauso sentito, perché sono i nostri Renzi e ben più di Renzi. Infatti, molto brevemente, perché vorremmo tenere tutto in un'ora e mezza, molto veloce, molto semplice, molte domande. Questa sera non è un convegno, è una sorta appunto di autoconvocazione di molti amici che lavorano in tanti comuni, li vedete scorrere qui dietro a me, di tutte le province del Veneto, ma ci sono anche amici che sono arrivati dal Friuli, alcuni dall'Emilia Romagna, altri persino dalla Lombardia. Abbiamo addirittura l'onore di avere il presidente della provincia di Cremona. Cito solo gli ospiti esterni perché la lista dei veneti sarebbe troppo lunga. E ci sono anche associazioni, comitati, cantieri variamente costituiti, molto diversi fra loro, che tali vogliono restare. Tutti noi siamo diversi l'uno dall'altro, abbiamo una storia diversa, ma alcune cose ci accomunano. Per molti di noi c'è un interesse, un fascino vero alla dottrina sociale cattolica, al principio di sussidiarietà orizzontale come metodo per cercare in politica il servizio al bene comune. Tutti noi, anche altri incrociati in questi mesi, sono presenti dentro il territorio, nei comuni, nelle istituzioni civiche, nei comitati. Qui, insomma, in sala non c'è nessuno che ha visto, grazie a Dio, nemmeno un euro di quelli utilizzati dai vari Fiorito o dai vari Belsini. E questa è la radicale differenza. C'è un popolarismo vissuto cui noi riteniamo di appartenere come amministratori e come impegnati in politica, che cerca nuovi interlocutori, cerca volti nuovi cui porre domande urgenti, quelle che sentiremo e saliranno dall'assemblea questa sera, quelle scritte sul manifesto su cui vorremmo iniziare a raccogliere contributi e adesioni. Ma questa realtà popolare, diversissima ma esistente, non ha nessuna intenzione di finire ancora una volta colonizzata da facili demagoghi o sigle solo mediatiche che del territorio e del popolo si sono ricordate solo negli slogans in questi anni. Quindi c'è una dimensione di amministratori e di presenza nel Veneto che da amministratori vuole diventare soggetto politico. Guarda a chi? A degli interlocutori nuovi che presento brevemente a partire dalla sinistra, perché è una new entry rispetto al programma della serata. Raffaele Bonanni saluta tutti con grande affetto e convinzione, è trattenuto a Roma da una febbre, ma per fortuna abbiamo un sostituto che è più, se posso, per noi ancora più significativo, con tutto il rispetto di Raffaele Bonanni, Giorgio Santini, vice segretario aggiunto della CISL, che utilizza il suo tempo non romano tra Vicenza e Padova e che è uno di quelli che più ci ha sostenuti nel volere questa serata. Federico Vecchioni, già presidente della Confagricoltura e oggi coordinatore di Italia Futura. Un grande applauso. Mario Mauro, capogruppo del, io devo dire, PDL/PPE.
nel Parlamento europeo, che tutti noi abbiamo la fortuna di seguire da anni in battaglie precise a difesa della sussidiarietà, della vita e dell'impresa, anche con posizioni molto coraggiose che noi abbiamo particolarmente stimato anche nelle scorse settimane. E Oscar Giannino, che molti di noi seguono dalle colonne di tempi da parlare, dalle frequenze radiofoniche di cui sempre collabora, e che con grande coraggio, una cosa splendida, ha deciso di mettere la propria faccia e ha chiesto a tutti di mettere le proprie gambe in una situazione come quella presente. Bene, cominciamo. La scaletta è questa. Ci sarà una cosa un po' strana all'inizio, poi un giro di interventi. Siccome io sono molto negato a togliere la parola, ho portato una clessidra, quindi state tranquilli, dovremo un primo giro di domande di sindaci e amministratori, poi sentiremo i nostri relatori, un secondo giro di domande e poi gli interventi finali. Contiamo di finire tutti in un'ora e mezza, e avvisi importanti, perché questa sera vorrebbe tentare di essere un cammino auto-organizzato. Sarà un po' disordinato, ma con l'aiuto di chi è qui questa sera lo sarà un po' meno. E abbiamo un saluto di Flavio Tosi, non da leghista, da sindaco di Verona, Buonasera, ciao a tutti. Io intanto ringrazio Domenico per questo invito, mi scuso anche se posso stare qua solo all'inizio della serata ad ascoltare per poi lasciarvi, però quando Domenico mi ha parlato di questa iniziativa, prima i giornalisti mi dicevano è il progetto della Lega, questo è un progetto autonomo, rispettabilissimo, di iniziativa politica, e spero che il futuro della politica, visto che insomma, in politica se ne vedono e se ne sentono tante in questo periodo, dove una parte del mondo politico, sappiamo magari, non sta dando esempi particolarmente edificanti. E allora, siccome si sta andando per fortuna al di là anche delle divisioni ideologiche, per le quali spesso noi come territorio veneto, tra l'altro abbiamo pagato dazio, perché la contrapposizione del siccome tu sei da quella parte politica non ti parlo, siccome sei da quella parte politica non voto quello che proponi, e alla fine con queste divisioni il Veneto si è sempre rimesso in termini anche di rappresentanza. Se si riesce invece a ragionare, parlarsi su dei temi come la buona amministrazione, il limitare gli sprechi, il federalismo, il portare avanti quelli che sono dei valori condivisi di riduzione della spesa pubblica, del debito pubblico, secondo me questa è una platea in effetti, come diceva Domenico, di tanti amministratori, quindi di gente abituata in un territorio virtuoso ad amministrare bene, al di là dell'appartenenza politica. Io spero che su questi concetti, al di là di dopo in politica le strade si dividono, si uniscono, non si sa quale sarà la legge elettorale, non si sa quali saranno gli scenari, però riuscire a parlarsi fra persone di buon senso che hanno a cuore il bene comune, quello spero che comunque lo si possa fare, e credo che in questa sala ci siano tante persone che la pensano così. Buonasera a tutti. Grazie. Quindi passiamo a un po' di problemi, di questioni. So che non trovo più mi hanno passato un po' di iscrizioni. Allora, vedo qui Anna Lazzarin, sindaco di Veggiano. Vieni su. E allora io faccio partire la clessidra, per cui al primo giro 15 minuti, perché poi sono... No, non tutti quanti. A 15 minuti ci si ferma. Io parlerò 2 minuti e volevo partire dall'ultimo argomento, che è la famiglia. Perché come amministratori locali noi ci rendiamo conto che al centro del nostro amministrare c'è la persona e quindi la famiglia. In Italia le percentuali di impiego femminile sono alle più basse classifiche dell'Europa, come alle più basse classifiche ci sono le percentuali di partecipazione alla vita pubblica delle donne. E se andiamo a vedere, queste basse percentuali vanno di pari passo con la scarsità di servizi alla famiglia, perché non dimentichiamoci che sono le donne che fanno i figli. E per quanto si faccia anche tanta attenzione a questi super papà che stanno nascendo, l'organizzazione dei carichi di lavoro all'interno della famiglia spetta sempre alle donne. In questi ultimi periodi di grande crisi economica ho sentito parlare di ripresa, ho sentito parlare di economia, ho sentito parlare di industrie,
non ho mai sentito parlare di politiche per la famiglia. Mi piacerebbe capire se ci sono delle nuove idee, mi piacerebbe capire perché i comuni devono continuamente subire dei tagli quando siamo noi a elargire i massimi servizi per la famiglia, gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari, non ricordiamoci che sì, è una struttura statale, ma noi ci paghiamo i mobili, il riscaldamento, paghiamo i libri, e quindi si taglia i comuni quando sono i comuni che devono elargire tutti questi servizi. C'è qualcosa che forse non quadra. Grazie. Chiarissimo. Il secondo si è iscritto Massimiliano Barison, sindaco di Albignasio, che è anche assessore al lavoro della provincia di Padova. Uno dei drammi più emergenti. Buonasera a tutti. Allora, questo è un territorio. Ciao Oscar, noi ci siamo già visti a gennaio ad Albignasio, quindi ci rivedremo a fine novembre. Niente, allora, questo è uno dei territori più manifatturieri dell'Italia. Basta pensare che abbiamo una partita IVA ogni 10 abitanti, quindi è una cosa veramente eccezionale. Ci sono tanti problemi, nonostante Monti dica che stiamo uscendo dalla crisi. Io vorrei però chiedere a voi alcune considerazioni su due in particolare. Il primo con riferimento alle politiche commerciali di dumping che la Cina ha messo in atto da tempo e che stanno veramente mettendo in difficoltà non soltanto l'Italia ma anche gli altri paesi. Dumping significa che la Cina, attraverso la sua banca nazionale, finanzia le proprie aziende con milioni e miliardi di euro, e così loro riescono a portare i loro prodotti all'estero, aggredendo i mercati, mettendo fuori competizione le nostre aziende al punto da portarle alla chiusura. Noi abbiamo un esempio qui nel Padovano, nel distretto del fotovoltaico, che praticamente sta scomparendo proprio a causa di queste politiche. Gli Stati Uniti, Obama è appena intervenuto, la settimana scorsa ha annunciato che ha fatto ricorso al WTO per chiedere la possibilità di mettere dei dazi ai pannelli di fotovoltaico che la Cina esporta negli Stati Uniti, e pensate che sono dazi doganali che arrivano fino al 250%. L'Europa, l'Italia e la politica di questa cosa non ne parla. Secondo problema, credit crunch. Noi viviamo in un momento dove le aziende hanno una grossa difficoltà ad accedere al credito, noi abbiamo aziende medio-piccole che sono sottocapitalizzate, che purtroppo con la crisi hanno abbassato il loro rating e hanno la difficoltà ad accedere al credito. Questo io lo riscontro come un grosso problema che sta portando aziende che hanno ordinativi, che quindi hanno la possibilità di far lavorare le persone, a chiudere la loro attività perché le banche non gli riconoscono il credito. Io credo che sia urgente che l'Italia, l'Europa e soprattutto la politica inizi a parlare di queste cose e ne dia delle indicazioni su come uscirne, perché la crisi si combatte da qui. Grazie. Il sindaco di Sacco, un'altra magnifica sindaca. Buonasera. Allora, io volevo dire al dottor Giannino che lo ascolto spesso e sono anche, diciamo, concordo molto sui suoi pensieri. Ho visto anche il programma di Fermare il declino e sostanzialmente quello che più praticamente mi coinvolge come sindaco è il punto 10, diciamo quello sul federalismo fiscale, federalismo al quale appunto noi sindaci e soprattutto anche i nostri cittadini, sindaci del Veneto e del Nord, teniamo molto. È un argomento diciamo che desta molto interesse. Ovviamente era prerogativa della Lega, ma sappiamo benissimo che è invece un argomento che stiamo portando avanti un po' tutti, tant'è vero che noi, io con tanti altri colleghi qualche tempo fa avevamo aderito a una proposta di federalismo molto, come dire, molto interessante, che era quella di trattenere il 20% dell'IRPEF sul nostro territorio. Eravamo andati anche a Roma con i compatti, purtroppo non se n'è fatto nulla. Io penso anche in particolare perché ovviamente la Lega, che aveva l'egemonia o che ha l'egemonia del tema, adesso mi dispiace che magari ci sia qui il sindaco Tosi, però effettivamente come si diceva prima, probabilmente non essendo
nata dalla Lega, questa proposta poi non ha avuto un seguito e si è proceduto a una riforma federalista molto farraginosa, molto diciamo complicata, che a tutt'oggi non ha portato nessun effetto. Ecco, io penso che non sia sufficiente portare avanti un discorso di meritocrazia, di parità di bilancio, ma ci voglia proprio una riforma che preveda che parte della ricchezza prodotta da questo territorio rimanga sul territorio. Ecco, quindi per questo volevo capire se c'è un'idea in questo senso, perché è un punto sul quale noi teniamo molto. Grazie. Grazie. L'assessore alla sociale, alla casa, alla scuola di Caule, Luca Antelmo. Sociale, cultura e pubblica istruzione. Occhio alla clessidra che è inesorabile. Sai che sono lungo purissimo, no? Velocissimamente. Sì, allora la questione che volevo porre è la questione valoriale. Noi siamo un gruppo, siamo un popolo, ci riconosciamo tutti in alcuni valori. Io ogni giorno che faccio ricevimento incontro persone che stanno male. Nel sociale oggi si vive una grande sofferenza e la sofferenza nasce da molte cose, evidentemente nasce da un'economia del lavoro che manca, dalle difficoltà costitutive ormai anche di essere capaci di dare un senso logico e prioritario alla propria vita, di scelta. Ecco, io credo che questo prima di tutto sia un problema che io vedo è questo sostanzialmente. Non c'è. Lo spread è un problema, evidentemente l'euro può essere un problema, il lavoro che manca è un problema, lo sappiamo tutti, ma forse c'è qualcosa che arriva prima. E il problema che io vedo è che noi tutti abbiamo perso il senso della realtà in un certo senso e abbiamo perso il senso di vivere il quotidiano. Fattori come la tutela della vita, la tutela della famiglia intesa nel senso giusto del termine, la solidarietà, la sussidiarietà e l'educazione sono i 5 punti su cui credo un popolo come il nostro, dei popolari, si possa riconoscere e da qui credo si possa partire per costruire un soggetto politico nuovo, qualcosa in cui tutti possiamo credere. È il tempo della persona, diceva un amico, è il tempo della persona. Nei momenti di crisi le persone devono alzare la mano e dire io ci sto, io voglio giocare, e io credo che da qui, se siete d'accordo con me in questo giudizio, vorrei capire come poter aiutare tutti, aiutarci a vedere la priorità. Grazie Luca. Luciano Gavin, sindaco di Grantorto. Buonasera a tutti. Io devo dire sarò breve perché gli amici che mi conoscono sanno che di solito non sono esattamente breve e sarei anche uno di quelli che è un po' guerriero normalmente, però questa sera vorrei lasciare spazio ai nostri relatori e quindi vorrei parlare solo di una piccola esperienza che abbiamo vissuto noi come amministratori. Io sono sindaco da un anno poco più, in comune di 5.000 abitanti. In questo periodo siamo andati, oltre ad aver fatto 4 proposte di legge interessanti che magari girerò anche ai relatori perché riguardano proprio tutti i settori, dall'impresa a tutto ciò che riguarda Italia, la casta e quant'altro, siamo stati tra i primi a proporre queste cose e quindi poi sarò molto contento di darvele direttamente in mano, proprio fisicamente. A parte questo invece, quello che volevo portare come esperienza è questo. Noi abbiamo proposto, un comune di 5.000 abitanti, 14 commissioni gratuite su tutti i settori. Tutti i 14 settori riguardano tutto ciò che avviene in un paese piccolo come il nostro di 5.000 abitanti. 7 persone per 14 vuol dire 98 persone che partecipano alla vita attiva del paese e gratis, non con gettoni di presenza. Attraverso queste esperienze noi abbiamo portato nella nostra piccola realtà la partecipazione, quella vera che viene dal basso, e che è quella che noi vogliamo che chi ci va a governare ci debba dare, perché è questa che vogliamo oggi. Quindi quello che chiedo io è una domanda semplicissima, la più banale di questa sera: a quando una democrazia vera e partecipata? Grazie. Grazie a te Luciano. Anche perché qualcuno pensa che tagliando i consiglieri comunali si taglino i costi della politica. Direi che siamo in quasi perfetto orario e quindi mi fermerei poi a questo primo giro con Silvia Fasinato, che è sindaco di Cassole, in provincia di Vicenza. Grazie. Buonasera a tutti. Io arrivo qui questa sera dopo aver partecipato all'Assemblea Nazionale dell'ANCI come
unico sindaco veneto nel dibattito all'interno del confronto internazionale con Veltroni, Chiamparino e Del Rio. E durante questo confronto siamo stati tutti concordi nel rilevare che la figura del sindaco è rimasta l'unica ultima carica istituzionale a cui il cittadino, a cui la persona, a cui gli uomini e le donne che vivono nel nostro territorio fanno riferimento, gli unici riferimenti che sono rimasti per le persone. Io quotidianamente ricevo le persone in municipio, l'ultimo mese, nel mese di settembre, abbiamo chiuso con 10 sfratti. Ci stiamo facendo carico noi dello Stato sociale, il welfare è a carico dei comuni, lo Stato non sta più rispondendo ai bisogni della gente. La perdita del posto di lavoro sta generando l'abbassamento della classe, di quella che è la classe media, che sta diventando una classe povera. E noi stiamo rispondendo economicamente. Nel 2008 il nostro sociale era pari a 30.000 euro, ora siamo a 100.000 euro di soldi che vengono dati alla gente per pagare le bollette. Io mi domando, qui c'è scritta una frase di Benedetto XVI, a me piacerebbe che in Italia si tornasse a parlare di politiche per la famiglia, per le persone, per uomini e donne, per il futuro dei loro figli, basate anche sui valori che sono scritti in questa frase. Primo fra tutti, l'ultima frase, la tutela dell'inalienabile dignità della persona umana. Credo che questo sia fondamentale non solo per ridare credibilità allo Stato, ma anche per supportare chi, come gli amministratori comunali, si stanno facendo carica di una responsabilità che forse in questo momento è troppo alta. Quindi la mia domanda è: come ritornare a dare credibilità alle persone che vivono nella nostra terra, alla politica, ma allo Stato. A noi amministratori per fortuna ancora danno credibilità perché si fidano ancora di noi. E quale può essere una politica, una proposta politica di sostegno ai comuni per aiutare appunto quelle strutture, gli enti comunali che sono rimasti l'ultimo baluardo dello Stato sociale. Grazie. Siamo in anticipo rispetto alla clessidra, e questo dimostra che i sindaci, gli amministratori con i tempi sono in anticipo, a differenza che di qualche romano. E per una ragione così mia personale partirei da sinistra verso destra, così per evitare ambiguità di direzione. Quindi Giorgio Santini, sceglietevi le domande che ritenete più utili a cui rispondere rispetto alla sensibilità di ciascuno, e comincerei da te, Giorgio. Quanto tempo avete? 7-8 minuti a testa, 7 per 4, 28, mezz'ora. Se volete metto la clessidra anche a voi, facciamo 2 giri di clessidra, la clessidra diventa la padrona della serata. 7-8 minuti, sì, siamo qui per ascoltare voi. Sì, intanto grazie per l'invito alla CISL. Mi dispiace della mancata presenza del segretario Bonanni, che è proprio, vi assicuro, purtroppo malato, quindi ha pregato di partecipare stasera. Io ho contribuito anche a dare una mano a organizzarla, quindi sono doppiamente contento di poter essere presente, perché mi pare davvero già da questa prima parte del dibattito, delle questioni poste, che ci sia una forte energia positiva che viene da questa sala e che pone ovviamente con grande appunto forza la necessità di trovare insieme delle risposte. In fondo tutte le questioni poste sono questioni della vita reale, della vita di tutti i giorni, delle persone, come diciamo, in carne ed ossa, e viene chiesto a chi sta in questa parte del palco, della sala, di poter dare degli orientamenti, delle risposte. Per quanto mi riguarda parto da qui e parto con alcune brevissime riflessioni. La prima, quella che per me è la questione decisiva: perché sta saltando tutto quello che era il vecchio equilibrio? E lo vediamo clamorosamente in Italia, l'abbiamo visto insomma con il fallimento, tra virgolette, clamoroso e plateale della politica nell'anno scorso, e quindi poi il governo tecnico, tutto quello che è seguito con le grandi difficoltà che il Paese sta attraversando. Questo è un passaggio che è importante a mio avviso comprendere. Siamo in un tempo nuovo, non è più il tempo che
tutti noi qui dentro abbiamo avuto in gran parte la fortuna di conoscere e di costruire. Siamo in un tempo nuovo che ci obbliga a fare un lavoro difficilissimo che la politica purtroppo non è riuscita a fare, la politica diciamo nazionale in particolare. Gli amministratori locali sono più vicini ai problemi e quindi hanno meno questo rischio, lì non è riuscita a farlo questo passaggio, che a domande nuove non vanno bene le risposte vecchie. No, la sapete quella storia che dice avevamo preparato bene tutte le risposte, peccato che hanno cambiato le domande. Ecco, siamo in questa situazione. Allora, quello che ci è chiesto, siccome io condivido moltissimo proprio dell'essenzialità anche per esempio di alcuni indirizzi della dottrina sociale della Chiesa, condivido tantissimo che dobbiamo avere la capacità, lo dice bene anche lo slogan di questa serata, dobbiamo concentrarci sulle cose davvero importanti per ricostruire esattamente come dopo la seconda guerra mondiale. Allora erano caduti i muri, le città, le strade, adesso sono cadute molte altre cose, la distruzione però è molto simile. Per ricostruire, a mio avviso, bisogna metterci d'accordo. Questo è importante, che la nuova politica sia permeata dal respiro della realtà quotidiana e di chi la rappresenta. Dobbiamo metterci d'accordo su quali sono le cose davvero essenziali. E per quanto ci riguarda, credo possiamo tutti concordare, se c'è la centralità della persona, della dignità della persona, della centralità della dignità della famiglia, delle persone cioè che si mettono insieme, e del fatto che questo avvenga con la possibilità che si riescano a costruire per ogni persona prospettive che con il proprio lavoro sa conquistarsi la sua dignità e la sua prospettiva. E questo capite oggi che problema è? No, noi pensavamo di averla vinta questa battaglia del lavoro, qui in Veneto l'avevamo vinta come in Lombardia fino a pochi anni fa, eppure adesso invece da 4 anni ci si ripresenta un conto che è pesantissimo. Quindi il lavoro e ovviamente assieme al lavoro l'impresa, perché senza impresa non c'è il lavoro, senza lavoro non c'è l'impresa, e questo cambia radicalmente anche, lo dico in maniera convinta, tutto un codice anche di rappresentazione di cos'era per esempio anche il conflitto sindacale eccetera eccetera, che ovviamente nasceva da problemi reali, ma che oggi va fatto evolvere nella capacità di un'alleanza forte, lavoro, impresa, per poter migliorare la realtà quotidiana delle persone. E poi lavoro, impresa, con tutto quello che queste sono le priorità, assieme al fatto che noi abbiamo nella Costituzione, sono indicati quelli che i più raffinati di me chiamano i diritti di cittadinanza, l'istruzione, la sanità, l'assistenza, la previdenza. Ecco, noi dello Stato sociale dobbiamo salvaguardare con grande energia, con grande forza questi valori fondamentali, che sono quegli elementi che permettono a una comunità, a una diciamo insieme di persone, di avere delle prospettive anche non solo di libertà e dignità personale, ma anche di coesione sociale, di tenuta di quello che è un livello di convivenza che sia civile. Io credo che se noi riusciamo a mettere questi 3 grandi filoni di lavoro, di obiettivi, di valori prioritari al centro di un'agenda politica, siamo obbligati poi ad affrontare questo in una realtà che è difficilissima, che ci pone, come ci ricorda spesso Giannino, poi lo dirà anche lui, delle sfide che sono tremende. Noi non possiamo pensare, purtroppo, come è stato in un periodo lungo del nostro paese, di continuare ad aumentare la spesa pubblica. Non possiamo, non ce lo permettono più, non lo possiamo fare, dobbiamo imparare con molto rigore, con molta capacità proprio di trovare le gerarchie più importanti, di utilizzare molto meglio la spesa pubblica che facciamo, ridurre gli sprechi, le inefficienze. Questo significa certo organizzare meglio anche le istituzioni. Adesso non c'è il tempo, l'idea del federalismo è giusta nella sua intuizione, però obiettivamente è stata presentata come una sorta di situazione
che si aggiunge solo e non toglie niente. È pensabile che noi in Italia abbiamo oggi 6 livelli istituzionali, tutti che hanno pari dignità costituzionale? È una follia pura, perché porta a duplicazioni, a costi, non c'entra niente col fatto di dare invece forza, dignità a chi sta sul territorio per amministrare bene, perché in questa sovrapposizione che si è creata alla fine l'asfissia del bilancio pubblico, che è andato in tilt proprio per eccessi di spese anche inutili. Allora bisogna tornare certo a un rapporto fortissimo che l'amministrazione con il territorio, ma nella capacità di selezionare. Questo vuol dire che lo Stato deve sicuramente dimagrire, vuol dire che probabilmente molti enti intermedi, no, io penso anche, lo dico senza scandalo, le stesse regioni devono fortemente riorganizzarsi in maniera molto più diciamo semplificata, e questo dà la forza allora all'istanza più diretta, che è quella del territorio, di avere le energie e il fiato per poter organizzarsi. Vuol dire, da ultimo, e concludo con un esempio anche concreto, superare, noi siamo in Italia, siamo come dire speciali, perché sappiamo costruirci da soli le trappole che poi ci tengono legati, le antinomie, le questioni che non si possono mai andare insieme, per esempio quella del pubblico e del privato, o da un lato tutto pubblico, ed è un gravissimo errore, dall'altro tutto privato, e abbiamo visto che molte volte è stato anche questo un errore. Allora, se sono chiari i principi, ad esempio per quanto riguarda i diritti di tipo sociale, di tipo istituzionale, diciamo legati ai servizi, se sono chiari i principi, cioè che i servizi devono sostenere davvero persone e famiglie, e che naturalmente chi li deve organizzare sono le istituzioni pubbliche con delle regole precise, è possibile anche, proprio in senso di sussidiarietà, superare seriamente il problema del contrasto pubblico-privato, perché allora anche il privato che vuole impegnarsi per esempio nei servizi non lo fa solo per puro e a volte cinico tornaconto, ma lo fa mettendo al servizio una sua idea, una sua forza a quelle regole. Vi faccio un esempio e chiudo. Per esempio, non lontano da noi, io per motivi anche familiari ho un figlio che abita in Francia, conosco bene la Francia sta organizzando sui servizi delle cose esemplari. Da 8 mesi ho un nipotino, non ci sono gli asili, ci sono e non ci sono, in ogni caso una famiglia che spende o in asili pubblici o in realtà organizzate di tipo privato, che spende nel mio caso 600 euro al mese per il bambino, ha 550 euro di rimborso fiscale, di modo che la mamma del bambino al 4º mese, come prevede, è andata regolarmente a lavorare serena e tranquilla, potendo disporre di un servizio. Questo non dipende solo dal fatto che tutto è pubblico e tutto è privato, dipende dal fatto, la stessa cosa la fanno sugli anziani, cioè si danno dei soldi anche importanti alle famiglie, ma gli si dice li potete spendere intanto con un lavoro regolare, nel privato o nel pubblico, con un lavoro che sia qualificato, e in questo modo, per l'assistenza alle persone anziane, per l'educazione dei figli, in questo modo si è creato anche un mercato del lavoro. Pensate che in un anno hanno creato 159.000 posti di lavoro, che lo dico sottovoce, è esattamente la metà dei posti di lavoro che abbiamo perso in Italia, solo nel settore di assistenza alle persone. Quindi capite come riorganizzando si può davvero fare tante cose. L'importante è semplificare, dare centralità ai temi importanti, e io credo che la domanda di una nuova politica per un nuovo tempo e per una nuova, diciamo, gerarchia di valori e di problemi importanti possa davvero partire da queste cose molto semplici ma davvero molto importanti, perché parlano il linguaggio comune della gente di tutti i giorni, che poi è la grande risorsa che bisogna mettere in valore in questo momento per uscire in modo democratico da questa lunghissima crisi, che è ovviamente credo la preoccupazione che abbiamo tutti. Guardate, io ho solo un incubo nella mia testa, neanche nel mio lavoro di sindacalista, di vedere arrivare un giorno, e se non sappiamo fare le cose bene non è neanche tanto lontano, quei 3 personaggi, la famosa troica,
del Fondo Monetario, della Banca Europea e della Commissione Europea con la valigetta nera che decidono cos'è il futuro dell'Italia. Questo non lo possiamo permettere, dobbiamo essere bravi noi a capire le cose più importanti da fare e riuscire a trasformarle in energia di rinnovamento della politica nelle prossime occasioni democratiche che avremo. Grazie per gli spunti di un nuovo programma. Federico Vecchioni. Ringrazio Domenico, tutti voi dell'invito, vi porto il saluto dell'Italia Futura. Mi fa molto piacere essere qui perché vedete in questi giorni si parla e ho sentito in tante occasioni in cui Italia Futura è stata presente nell'apertura delle sue sedi territoriali, della desertificazione della politica. Io credo che questa sala sia la dimostrazione che la desertificazione non è della politica e del fatto che noi siamo demotivati nel fare politica, ma la vera desertificazione è nei partiti. E in chi doveva avere la responsabilità nei nostri confronti, nei confronti di noi cittadini, di dare delle risposte, e che i sindaci hanno, devo dire, nelle loro domande sottolineato con grande vigore, con fermezza, con convinzione quanto questa crisi di fiducia tra noi e chi ci doveva assistere, perché ciascuno di noi ha dato un mandato elettorale di rappresentanza a chi è stato votato. Questa crisi di fiducia si è determinata perché molte sale non si sono riempite più, e non si sono riempite più perché si è creato un distacco profondo tra chi aveva il compito di rappresentare i fabbisogni e dare delle risposte. I sindaci ci hanno chiesto come riattivare questo circuito. Io credo che la figura del sindaco e del comune, e non è un caso che Italia Futura ha aperto e abbia aperto le sue sedi nei comuni, non le abbiamo aperte nelle province, abbiamo una sede nazionale, ma abbiamo aperto nei comuni perché? Perché siamo stati convinti dall'inizio che fosse necessario ristabilire questo legame tra noi cittadini, chi volontariamente e spontaneamente voleva dare delle risposte. Le priorità che i sindaci qui ci hanno posto impongono però di fare alcune riflessioni sugli strumenti, perché se non si danno gli strumenti ai sindaci per riattivare quel percorso virtuoso che abbiamo adesso sentito sollecitato da chi ha parlato prima di me, se non si danno risorse ai comuni, se non si riattiva questo percorso, è molto difficile che un sindaco possa ritornare a dare servizi alla sua comunità. E come si fa? Poche, rapidissime considerazioni. Nei bilanci dei comuni noi abbiamo tutto un capitolo che riguarda gli investimenti che ancora oggi va per cassa e non per competenza. E sotto questo profilo noi di Italia Futura l'abbiamo detto dall'inizio. Se dei comuni virtuosi delle risorse le hanno, se quei sindaci sono stati bravi, il patto di stabilità deve essere orizzontale e semplice, dobbiamo consentire loro di spendere. E siccome questo si può fare fuori da un rigorismo che non è risanamento del deficit nazionale, è un approccio dirigista che è esattamente antitetico alla logica dell'autonomia e della responsabilità che i bravi sindaci hanno detto l'altro giorno all'ANCI. Responsabilità e autonomia sono le due parole d'ordine delle autonomie locali a cui Italia Futura guarda, ma responsabilità significa amministrare bene per dare la chiara dimostrazione al cittadino che le tasse che paga servono a qualcosa. E l'Italia Futura ha detto anche questo: tutto ciò che si recupera dall'evasione torni ai cittadini in termini di servizi, non vada in una spesa pubblica improduttiva che è aumentata negli ultimi 8 anni di 124 miliardi. 60 fisiologici, 74 miliardi non si sa dove siano finiti. E allora vedete, anche in queste direzioni i comuni hanno necessità ancora una volta di poter dismettere il loro patrimonio valorizzandolo. Italia Futura ha fatto anche la proposta, che io credo vada nella direzione giusta, di dismettere un patrimonio pubblico per metterlo a disposizione di nuovi investimenti, di farlo ad esempio attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, di creare un fondo che consente ai comuni di valorizzare i propri cespiti. Allo stesso modo abbiamo detto, i comuni hanno anche necessità di riattivare un circuito che vada nella direzione dei servizi alla famiglia, che vada in questa sussidiarietà che voi avete richiesto, però vedete, per fare questo bisogna prima fare un percorso anche di natura culturale. Voi avete chiesto giustamente, e Italia Futura in questo chiede, di rimettere al centro la famiglia. Per rimettere al centro la famiglia bisogna innanzitutto crederci in termini di priorità: o ci si crede o non ci si crede.
E mettere la famiglia tra le priorità significa anche attivare dei percorsi che consentono da una parte di liberare risorse e poi di permettere ai sindaci di fare delle scelte che vadano in questa direzione. Noi abbiamo ritenuto che molte delle considerazioni che sono state fatte sul federalismo, in cui tanti abbiamo creduto, debbano essere riviste, perché noi dobbiamo creare una municipalità che abbia l'autonomia che dicevo, che consenta ai sindaci e chi sta vicino alla gente di poter ottimizzare questi soldi. E per fare questo dobbiamo anche riconoscere alle autonomie locali una loro effettiva capacità di spesa. E allora vedete, io credo che oggi più di ieri ci sia la necessità di sottolineare che il ritorno della politica deve essere anche quello che consegna ai sindaci la capacità di fare le scelte, perché non possiamo pensare che le municipalità abbiano sempre la logica solo della Corte dei Conti. Noi dobbiamo dare ai sindaci delle regole semplici. La semplificazione significa anche essere nelle condizioni di dare a un sindaco un controllo preventivo di quello che fa, non la repressione che viene ogni qualvolta un sindaco viene controllato da enti pubblici, magari anche statali, che vengono a controllare cosa ha fatto, come ha speso, dove ha speso, e magari ha fatto anche bene, ma quelle norme intanto sono cambiate e il comune si trova nelle condizioni di essere messo molte volte in difficoltà perché ha fatto delle iniziative anche rivolte al terzo settore, al volontariato, alla famiglia, ma la Corte dei Conti mette quel sindaco nelle condizioni di dover dare delle risposte magari dopo molti anni. E allora anche qui, se le leggi valgono per le imprese, anche i comuni si devono trovare nelle condizioni di una norma chiara, semplice, applicabile. E chiudo con una riflessione che faceva il sindaco che ha chiesto degli imprenditori sulle regole. È vero che la Cina ci ha superato e molte volte ha, anche se adesso ha qualche problemino, molte volte si è imposta sull'Europa oltre che sull'Italia. Siamo in una regione, il Veneto, che è famosa per le manifatture, che è famosa per la sua capacità produttiva, che è famosa anche per la sua capacità di pagare le tasse che qualcuno ne dica, e che è famosa anche per la capacità di mettere al centro il lavoro, l'impresa, ma soprattutto anche di rispettare le regole. Ecco, vedete, se la Cina fa quello che fa è perché non viene rispettata la reciprocità. Io vi faccio un esempio soltanto perché vengo da quel settore lì, e cioè dal settore agricolo. La Cina non ammette che si esportino i nostri migliori prosciutti, le nostre migliori produzioni ortofrutticole, con delle barriere sanitarie che, se andate a vedere i modelli produttivi dove molte delle merci che fanno concorrenza a noi vengono prodotte, vi dovreste domandare qual è il motivo per cui un ciclo produttivo fatto in Veneto non ha le stesse garanzie sanitarie di qualche ciclo produttivo fatto in qualche provincia sparsa della Cina. Vi assicuro che non c'è paragone. Ma quella reciprocità lì, sapete come si garantisce con la politica? Perché nessun imprenditore è in grado di abbattere le barriere fitosanitarie messe da un governo. Serve una grande capacità politica che deve avere l'Italia in Europa e l'Europa nel mondo. E l'Europa purtroppo in quello che conosciamo come WTO ha perso, perché questa reciprocità non è stata capace di mantenerla. E allora chiudo su questo: per avere questa capacità politica bisogna avere anche la forza e la volontà di rappresentare il nostro paese in Europa con la competenza. Italia Futura sta lavorando in questi mesi per un profondo ricambio della classe dirigente, perché se siamo anche in queste condizioni è perché qualcuno ha fallito, e se c'è qualcuno che ha fallito, e questo capita anche nel mondo produttivo, bisogna cambiare. E allora non occorre essere rottamatori per cambiare, occorre essere convinti che questo fallimento però deve portare a un profondo ricambio della classe dirigente italiana, un profondo ricambio figlio, e ho concluso, una volta per tutte, di un parametro che è la competenza, perché per fare molte delle scelte che i sindaci ci hanno chiesto di fare questa sera serve la competenza. Servono persone che quando vanno a parlare di alcune cose abbiano studiato quelle cose, si siano preparati, perché dei tuttologi non ce ne facciamo più niente. E se Monti ha avuto la credibilità che ha avuto è perché non è stato un tuttologo. Allora, se la tecnica ha sconfitto la politica, io invece credo che i prossimi mesi debbano servire alla rete popolare, a Italia Futura, a chi ci crede, di rimettere in piedi un movimento anche cattolico
perché in questo caso non si parla del partito dei cattolici, ma se vogliamo difendere i principi in termini di priorità, i cattolici si devono alzare per tornare protagonisti della vita politica di questo paese. Perché altrimenti quello di cui abbiamo parlato questa sera, la priorità non l'avrà. E siccome all'orizzonte ci sono Vendola e Bersani, è bene che questa sala si moltiplichi, perché se non si moltiplica non parleremo di famiglia, e se parleremo di famiglia non sarà quella a cui in questa sala noi siamo ispirati. Noi per la verità lo vorremmo molto più in Italia nel prossimo futuro. Mario. Opportunamente Vecchioni ha introdotto l'unico intervento di un esponente di partito con le parole giuste, come si suol dire, e questo mi permette di dire che l'occasione che ci siamo dati questa sera è qualcosa di più di un convegno, se c'è la franchezza necessaria per metterci in discussione. Io cercherò quindi di fare la mia parte, dicendo in premessa una cosa molto semplice: il dolore più grande per me è quello di aver suscitato una speranza e di averla delusa, perché guardando non alle opinioni ma ai numeri testimoniati dagli indirizzi di politica economica dei governi che si sono succeduti in questi 20 anni, quello che non è mai venuto meno è la costante incapacità di abbattere la spesa corrente e di abbattere la spesa pubblica. Bravo. E questo inevitabilmente ha prodotto quella instabilità del debito che è legata non all'entità del debito, ma al fatto che si innesca una crisi di fiducia. Ora vorrei sottolineare una volta di più questo aspetto, non perché il problema sia solamente di politica economica, ma perché dietro il problema di politica economica si nasconde quello che è il fallimento culturale vero, l'incapacità cioè di essere passati da una concezione dello Stato e delle istituzioni in cui le istituzioni sono concepite come padrone, non come garanti della vita dei cittadini, a un nuovo patto di libertà, la possibilità cioè di comprendere fino in fondo che la cessione di sovranità è giustificata solo dal fatto che al centro si mette la persona. Qui entriamo nello spazio della retorica, e la retorica, anche quella europeista, ci deve dare margine sufficiente per comprendere quello che sarà il contenuto della sfida che attenderà anche chi vincerà le prossime sfide di natura politica nel nostro paese. E dobbiamo ancora una volta fare i conti con i numeri. L'Unione Europea è un progetto politico, ha messo insieme 530 milioni di persone, ci possono anche sembrare tanti, ma siamo l'8% della popolazione mondiale, consumiamo il 58% del welfare che viene distribuito nel mondo. Abbiamo 75 milioni di persone sotto i 25 anni. L'Egitto, che fa poco più di 80 milioni di abitanti, ha 60 milioni sotto i 25 anni. Il nostro sistema sanitario nazionale, quando concentra le proprie risorse negli ultimi 4 mesi di vita di una persona, spende l'equivalente di tutta la vita di quella persona. E noi dobbiamo fare i conti con questi numeri non in base ad un archetipo di natura ideologica che vorrebbe subordinare il primato della persona al primato dei numeri, ma dobbiamo fare i conti con quei numeri per rispondere a quello che era l'interrogativo che era in una delle domande: qual è la priorità? Vedete amici miei, questo è un microfono, lo uso per parlarvi, uso questo oggetto rispettando il suo scopo. Se invece che usarlo così lo fracassassi selvaggiamente sulla testa del povero Vecchione, però potrei reagire. Onde evidentemente legittimare l'idea che le caste si difendono, in realtà cosa ho fatto? Ho negato lo scopo di questo oggetto. Finché parliamo del microfono, di un bicchiere d'acqua, facciamo presto a metterci d'accordo, ma un uomo che cos'è? Come deve essere organizzato una politica educativa per rispettare fino in fondo la dignità di quell'uomo? Come deve essere organizzata una politica pensionistica per rispettare fino in fondo la dignità di quell'uomo?
come deve essere organizzata una politica delle relazioni industriali e dei rapporti di produzione tra paese e paese del mondo, in cui la reciprocità non sia semplicemente l'alchimia di metodo che ci permette di gareggiare alla pari, ma l'affermazione di un valore più grande. Perché se non rispettare la reciprocità vuol dire anche che nel tuo paese si fa a pezzi la dignità dell'uomo, c'è in gioco molto di più che la competitività. Allora guardate, la vicenda di questi anni è testimone di un fatto, che noi ci siamo impegnati su una concezione della politica parziale, all'interno della quale il compromesso, che è il senso per certi aspetti della politica, prescindeva completamente dalla verità. E che cosa vuol dire questo? Che se il compromesso è io faccio un passo avanti verso di te, tu lo fai verso di me, ci mettiamo d'accordo, questo può sembrare sensato, ma se io dico una sciocchezza, anche tu la dici e facciamo una legge che vale per tutte le piccole e medie aziende italiane, questo è un disastro. Allora attenzione, perché noi verremo fuori dal guado non se avremo 100 partiti nuovi, o magari 2, o magari rilanciando delle regole in modo più coerente rispetto a un assetto che giustifichi il rapporto tra le istituzioni, ma se avremo la percezione che gli anni che sono passati sono anni in cui abbiamo sciupato la speranza della gente. E io dico queste cose per una ragione semplicissima, perché nel tentativo che facciamo questa sera vorrei contare come conta l'ultima ruota del carro, perché il carro torni a camminare. Perché oggi la difficoltà che viviamo come progetto paese e come contributo a quel progetto europeo, che è l'unico che ha le dimensioni per portarci fuori dal guado, è che rischiamo di rendere questo tempo inutile. Noi siamo un contesto politico, culturale ed economico che a fronte di una crisi finanziaria ed economica l'ha aggravata per incertezza delle istituzioni e l'ha aggravata perché è mancata una leadership ed è mancata sul piano nazionale come su quello europeo. Allora, che ci sia consapevolezza e che noi rischiamo nel mettere in discussione quello che è stato quel che abbiamo fatto e quel che non siamo riusciti a fare, vale la pena se in prospettiva noi cogliamo per intero i termini della sfida e siamo capaci di mettere tutta la forza sulla stessa mattonella nell'interesse del più fragile, delle nostre famiglie e delle nostre imprese. E lo dico perché se sono veri quei dati sull'andamento demografico, capite bene che lo spazio da lasciare alle famiglie non è la marginalità per accontentare quelli che hanno sentimenti cristiani all'interno dello scenario della politica, è la priorità per la sopravvivenza di una civiltà ed è la priorità per la sopravvivenza di una concezione economica, cioè che porta reddito, che porta ritorno, che viene distribuito, che crea ricchezza, che traina. Allora, perché questo funzioni e perché questo si mobiliti, dobbiamo essere ancora più concreti, e chiudo, dobbiamo ragionare sugli strumenti che la politica, non quella di 20 anni fa, ma quella di domani mattina, decide di darsi. Dall'altra parte del campo, l'organizzazione di un progetto è precisa, perché le ricette della sinistra europea dicono con chiarezza, e si può fare come Hollande, promettere la pressione a 60 anni e di assumere altri 150.000 insegnanti e il giorno dopo essere eletti varare leggi finanziarie che rappresentano non per l'Italia col debito nelle nostre condizioni, ma per la Francia, che è almeno un po' più indietro, un ostacolo senza precedenti allo sviluppo e un avvio senza precedenti a un'ulteriore depressione. Oppure, da questa parte, completare quella sintesi che forse è l'immagine più cospicua di quelli che sono stati questi anni, perché se il problema a sinistra è stato il tasso ideologico, da questa parte è stato il tasso elevatissimo dei personalismi. Io guido nell'Unione Europea un gruppo politico parlamentare che è fatto di tutti i partiti che sono divisi in Italia e uniti in Europa. Abbiamo votato dall'inizio della legislatura 29.000 volte e abbiamo votato allo stesso modo 29.000 volte. Allora perché si è permesso di sciupare un patrimonio almeno di buone intenzioni sull'altare dell'identificazione del potere con una concezione che è tutto col personalismo? Perché vedete,
il rilancio di progetti politici, quelli che ci aspettiamo per i prossimi giorni, quelli che dovremo capire quando, sapendo il voto della Sicilia, dovremo decidere come si va alle elezioni, con quali schieramenti, in quale forma, ma soprattutto, più che con quali contenitori, con quali contenuti. Quando ce lo chiederemo nei prossimi giorni, non potremo non commisurare tutto questo alla ragione profonda, all'esigenza profonda di unità che è l'unica realtà che possiamo spendere in favore del destino di una generazione. Se ci sottrarremo a questa responsabilità, l'esito non sarà tanto perdere le elezioni, ma l'esito sarà perdere il tempo, e perdere il tempo è il peccato più grande che noi esporremo al rischio di una generazione che scivolerà verso un nichilismo che distruggerà la forza vera del nostro paese. Per questo scenario di lavoro. Oscar, allora, lo faccio agli studenti, perché io so che quando le elezioni vanno avanti, per i miei studenti le elezioni vanno avanti significa dopo il nono minuto di solito, quindi voi siete più attenti, però per acchiappare gli studenti io dico come sviluppo gli argomenti. Sono due brevi caveat, poi l'unica cosa che so fare davvero, un po' di numeri a risposte che avete fatto e poi una conclusione di un minuto. Allora, i due brevi caveat sono come segue. Primo, io non sono un sindacalista esperto di lunga carriera e di ottimo valore come Santini, non sono un politico come Mari che viene da un'esperienza culturale di movimento, non sono neanche un fondatore di un movimento culturale e politico da già 2 anni e mezzo di radicamento e di proposta come Italia Futura e come Federico. Sono un cretino qualunque che 9 settimane fa, fermi, 9 settimane fa, insieme a cretini qualunque, ha detto: qui andiamo a sbattere. Quando dico andiamo a sbattere significa che, siccome siamo abbastanza esperti per le materie, che sono anche un modesto insegnante a contratto all'Università Italiana di Intermediari Finanziari, faccio il consulente d'impresa, mi conoscete come giornalista, cioè per la parte meno credibile della mia tanto poco credibile attività. Però diciamo, tanti di noi conoscono abbastanza bene l'economia italiana, la realtà d'impresa, il mercato del lavoro e soprattutto le esperienze comparate, da sapere con una certa esperienza che andiamo a sbattere. Addirittura peggio di quanto stiamo andando a sbattere in questi 2 anni, dopo 18 in cui il prodotto potenziale comunque scende a 45 gradi, adesso sta scendendo a 60, il rischio è che tra pochi mesi scende a 70, perché, perdonate se ve lo dico, se a tutti gli errori di questi 18 anni aggiungiamo un Parlamento di pazzi, e il rischio c'è, arriva, come ha detto Santini, gli elicotteri del Fondo Monetario, come ha detto Mario, la condizionalità europea, la Spagna tra poche settimane, dopo il voto catalano, che vedrete sarà un ceffone contro il rigore e un ceffone secessionista, ma quegli aiuti verranno chiesti all'Italia, perché l'Italia non ci si fida, i tedeschi non si fidano, lui lo sa perfettamente, e ha portato quelli della sua parte politica a farsi spiegare riservatamente perché i tedeschi non si fidano di noi. Quindi ci siamo detti andiamo a sbattere. Fine della prima premessa. Seconda premessa: per non andare a sbattere, noi modesti lunedì sera ci conteremo in Piazza La Scala a Milano, vediamo quanti siamo, la pensiamo così: c'è un bilancio muscolare di questi 18 anni che per quello che ci riguarda ha fallito, per quello che ci riguarda è così, cioè non è che non salvo le individualità, alcune, complessivamente ha fallito. La prima Repubblica è crollata perché era diventato stato dei partiti, i partiti prendevano per sé. La seconda Repubblica, Mario ha detto, i personalismi, accetto la formula, in più però la moltiplicazione di ciò che la politica e i costi dai servizi generali della pubblica amministrazione prendono per sé dalle tasche dei cittadini e delle famiglie e delle imprese è diventata abissale. Cioè noi ci siamo abituati a considerare legittimo che un consigliere regionale qualunque come Fiorito, al netto di quello su cui la procura lo indaga, guadagna il 50% più di Barack Obama. Il 50% più di Barack Obama, guadagna $630.000 legittimamente, e quello ne guadagna Barack Obama 411.000, che con tutto rispetto, c'è qualche molisano in sala non lo so, che il presidente della giunta regionale del Molise guadagna come 4 governatori e mezzo degli Stati Uniti. Cioè voi capite bene che siamo in un paese. Allora ci siamo detti, siccome questo è il bilancio e l'ipotesi che ci sia un Parlamento in cui
la botta che prendono i vecchi partiti, soprattutto la centrodestra, sommata a pura protesta, perché Grillo porrà al 25%, è inutile che vi illudete di questo passo, e un Parlamento che ci porta al peggio rispetto a quest'anno, in cui c'è la peggior caduta di reddito disponibile delle famiglie, di consumi delle famiglie, la peggior moria di impresa dal 45. Allora, siccome questo è il rischio, ci siamo detti, fine del secondo caveat, non è che noi da soli risolviamo la faccenda, noi possiamo semplicemente fare da ultimi che arrivano per la consapevolezza, però ci mettiamo la faccia nel dire che bisogna costruire una cosa nuova, bisogna costruire un cantiere, bisogna mettere insieme sensibilità diverse, culture diverse, opinioni diverse, esperienze diverse, pezzi istituzionali diversi, ma bisogna avere la consapevolezza che da oggi, da questa sera che siamo qua, ci abbiamo 7 settimane per farlo, non di più. 7 settimane, dopodiché sarà troppo tardi, perché si vota nelle regionali laziali e in quelle lombarde. Chi non c'è lì non c'è le politiche. O in 7 settimane noi riusciamo, pezzi del mondo cattolico, rappresentanze delle esperienze locali, pezzi del mondo laico, pezzi del mondo delle professioni, dell'impresa, grande, piccola, soprattutto piccola, perché è quella che ci vuole, del terzo settore, del sindacato, che siamo capaci di costruirci da nulla regole nuove per fare un'offerta politica congiunta, senza pensare che faremo un partito in 5 settimane perché non ci sarà il tempo, senza pensare che ci metteremo a dire chi comanda e chi no, perché non è quello il punto è offrire all'Italia persone la cui vita, la cui esperienza, la cui professionalità sia al di là di ogni legittimo dubbio. Allora il problema è mettersi in discussione. A me hanno sfasciato la macchina nel garage, appena l'hanno detto. Capito? Appena l'ho detto. In questura mi hanno anche indicato quale parte politica secondo loro è. Ho detto, come fate a saperlo? Cioè, ma no, perché non fate qualcosa? Strano paese questo, Strano paese, perché io ho un problema alla rotola sinistra che si è infranta, mi vedete senza bastone perché abitualmente cammino col bastone, però ho un problema purtroppo di cancro che ogni tanto viene per interventi alla dorsale. Io ho un problema ai nervi della parte destra, quindi giro col bastone perché ogni tanto si disattivano e rischio di cadere. Siccome poi mi sono infranto la rotola in 17 pezzi, rischio l'atrofia dei muscoli a sinistra se cammino col bastone, quindi quando cado tento di cadere in piedi, se non che gli studenti della sala di Milano un certo giorno hanno pensato bene di prendermi a calcio sul ginocchio e mi hanno pure rotto il cerchiaggio. Quel giorno la funzionaria di polizia presente, c'erano i poliziotti, non intervenne, se non a fine di questa roba poi mi sibilò a 4 occhi, te ne puoi anche andare. Al prefetto io telefonai dicendo, io non sono abituato a fare polemica pubblica in Italia contro le forze dell'ordine, però ci terrei, signor prefetto, a dirle quello che è successo. E lui dice, ma che mi dici? E dico, no, io te lo sto dicendo apposta. Poi dopo 2 ore ti prego di dirmi come mai. Non farò polemica pubblica, ma da cittadino sono un po' preoccupato. Dopo 2 ore mi chiama il prefetto e dice, no, ti ringrazio perché non fai polemica, perché sai com'è? No, il problema è che noi organizziamo il dispositivo delle forze di sicurezza a seconda di chi organizza le manifestazioni, ci mettiamo le funzionari di polizia, diciamo, più vicino. E dico, e che abbiamo fatto? La polizia di partito in Italia. E io anche questo ho imparato in questi anni, perdonate. Fine del secondo caveat, o in 7 settimane, senza pretendere di spaccare il capello su ogni principio della vita individuale e collettiva. Noi siamo consapevoli di ciò che rischia l'Italia e ci mettiamo su alcune priorità per reggerci insieme, oppure, mi dispiace, i numeri dell'economia italiana comparata rispetto al fatto che i tedeschi votano al prossimo autunno e non consentono sconti, cioè non ci consentiranno di creare una grande crisi. Con il nostro PIL, 19% dell'euroarea, noi possiamo farlo esplodere, non ce lo consentiranno. Ci mandano i caschi blu, i caschi verdi, ci mandano quello che volete e quello che non avete ancora visto, ma semplicemente ci schiaffano in deflazione ancora più netta. Fine del secondo caveat. Adesso do alcune risposte alle vostre domande che mi appassionano molto su cose che ho studiato, e quindi naturalmente io non sono depositario di nessuna verità e sono disposto a confrontarmi con ciascuno, perché insegno intermediari finanziari, cioè una cosa in cui agli studenti da 4 anni a questa parte gli dobbiamo spiegare che tutto quello che gli insegnavano prima era falso. Quindi non è che io per primo dico i numeri bisogna saperli prendere, per così dire, anche se io ne ho grande rispetto, più che delle parole.
Allora, prima domanda, figli e famiglia. Allora, qualche mese fa, di fronte a pezzi di Rete Italia, Popolare Tutta Italia, ci siamo fatti un conto su politiche comparate per la famiglia e per la fecondità in Italia e negli altri paesi europei. Okay? Allora, 51% di spesa pubblica sul PIL, sì. Quanto va in welfare? Meno della metà, il 24,8%. Questo a dire quando poi ci si dice dobbiamo tagliare i servizi pubblici quando c'è la spesa pubblica tagliata. No. Ma se noi prendiamo quel 24,8% che va in welfare e lo facciamo pari a 100 e lo compariamo in tutti i paesi europei, in Italia noi spendiamo di quel 100 per la famiglia 4,8%, la media degli altri paesi europei sta tra 7 e 8, cioè è quasi il doppio. Quindi di fronte a questo la mia risposta è 4 cose molto concrete. O prendiamo la Ragioneria Generale dello Stato, e questo bisogna farlo comunque, perché per 18 anni che insegna lei ai politici ignoranti cosa fare, io sono per pensionarne un po', con tutto il rispetto, la cambiamo e ci sediamo a un tavolino e decidiamo che facciamo anche noi lo splitting familiare come in Francia. L'Italia è un paese che per una sentenza della Corte Costituzionale ha cambiato ordinamento. Mentre ce l'avevamo anche noi, il fatto che era la famiglia l'elemento contributore per il calcolo del reddito e ci si divideva il reddito su quello per applicare gli scaglioni, improvvisamente la Corte Costituzionale decise che l'unico contribuente che conta è l'individuo. Allora, quello è un sistema per abbassare intanto l'imposizione sulle famiglie ed è un premio, come ovvio, alla numerosità e alla fecondità, come potete immaginare, visto che più sono i componenti, più sceglie lo scaglione. Oppure, per il momento non ce lo possiamo permettere, perché lui ci richiama al fatto che, attenzione ai saldi, può essere che non ce lo possiamo permettere, perché per fare quello dobbiamo tagliare da tante altre parti. Allora, comunque, detrazioni e deduzioni. Vi ricordo che oggi siamo a 800-900 euro a seconda dell'età del figlio. Per invertire la curva demografica, noi siamo a 1,4 nati per donna feconda, ce ne vogliono 2,1 per avere l'equilibrio demografico della popolazione. Il conto che ci siamo fatti noi è che quelle detrazioni dovremmo aumentarle per 3 o per 4 per avere quei fatti. Questo è il punto vero. Che significa ragionare su quali detrazioni levare? Però la curva demografica, su questo sono d'accordo, è la peggiore bomba sul nostro futuro, peggio del debito pubblico. Il debito pubblico, se date retta a me, si affronta senza queste tasse e retrocedendo 6 punti di PIL di spesa alle tasse. Ma non stiamo parlando di questo. Sto dicendo che la curva demografica è peggiore, perché quella esprime un paese pieno di fiducia e di visione su se stesso, che non ha più un avvenire se non quello di dire ai giovani migliori, come facciamo noi nell'università, vattene di qua e non tornare più. Questo significa invertire la curva demografica. Allora, però attenzione, non basta, perché ci vogliono anche due altre cose. Primo, ci vogliono forti incentivi alle aziende, soprattutto quelle medie e quelle grandi, a fare welfare per la conciliazione dei tempi di lavoro. Cioè ci vuole un forte incentivo perché l'impresa media e grande possa lei fare i nidi asili là dentro. E oggi non lo fanno perché anche quando hanno i margini non sono incentivati a farlo. Questo può cambiare molto, perché noi non possiamo inventare asili nido. In Francia hanno quel sistema che ci diceva Giorgio, infatti. Noi non possiamo aggiungere quello alla manovra sulle detrazioni, ma possiamo incentivare molto per la conciliazione dei tempi familiari fatta dalla media e grande impresa. Dopodiché, perdonate, faccio 2 esempi, dobbiamo cambiare testa. Se vogliamo incentivare davvero la famiglia fatta da giovani e la famiglia, noi dobbiamo toccare alcuni luoghi comuni del nostro pensiero pubblico, e qui mi rivolgo al sindacato, perché è con il sindacato che bisogna ragionare, prima ancora che con la politica. La ragioneria l'ha detto per ultimo. Noi siamo abituati in un mondo nel quale tutti i lavoratori li consideriamo uguali, per Costituzione, articolo 2 e 3, per contratti nazionali di categoria. Uguali significa qualunque età abbiano, se sono maschi o femmine, il peso sulla loro unità di reddito prodotto fiscale e il peso contributivo è uguale. E questo è il grande portato di un mondo in cui le masse cattoliche e socialiste hanno cambiato la storia, si sono conquistati i diritti. È l'eredità di una storia straordinaria delle generazioni che vengono prima di noi dall'inizio del Novecento. Ma il mondo di oggi, dell'Italia di oggi, è così. È vero che sono tutti uguali se hanno 20 o 50 anni e se sono maschi o sono femmine? No, non è così, lo sappiamo perfettamente che non è così. Allora 2 proposte, un po' rivoluzionarie, da costruire confrontandoci, no? Perché lo dico io. Primo, iniziamo a ragionare un mondo nel quale, a prescindere dal fatto che se vincesse chi la pensa come me le tasse le abbatte perché abbatte la spesa e il debito pubblico lo fa cedendo a tutti, ma a prescindere da quello, anche con l'equilibrio attuale, ragioniamo sul fatto che ci deve essere un equilibrio attuariale su quanto paghi di tasse e di contributi sul tuo arco vitale. Che significa? Non per età anagrafica, perché io non voglio distinguere il giovane rispetto al 45enne disoccupato, perché è ovvio che non sono così insensibile e scemo da farlo, ma per anzianità contributiva, una uguale unità di reddito prodotta
ha un peso fiscale contributivo diverso. Chi inizia deve pagare meno contributi e meno tasse sulla stessa unità di reddito o sulla stessa retribuzione. Quando andrà più avanti gli facciamo pagare di più. Se una donna deve essere ancora più agevolata che se un ragazzo nel suo percorso di età contributiva, ed è così che noi, oltre che con gli altri interventi, diamo più reddito disponibile subito e alziamo l'occupabilità per le imprese. Allora, questa è una proposta che vi faccio. Ne faccio un'altra ancora più rivoluzionaria perché tocca le tasse, anzi tocca le pensioni. Noi dopo la riforma Fornero, troppo a lunga, ritardata dai partiti, pensiamo che abbiamo risolto il problema. E no, noi abbiamo dato la botta, ma il problema non l'abbiamo risolto. Non l'abbiamo risolto perché in realtà abbiamo ancora un paio di punti superiori come spesa previdenziale degli altri. Ed è ovvio che io non vi dico alziamo l'età previdenziale ancora, no? Però siamo così sicuri che sia giusto e l'impatto economico sia giusto, avendo separato un mondo in cui tutti quelli che hanno la pensione retributiva alta continuiamo a dargliela per molti anni, che è un regalo rispetto a quello che hanno versato, mentre a quelli che la faranno solo col montante dei contributi rivalutati gli diciamo: se anche lavori 42 anni come con la Fornero, sopra i 1500 euro, se anche ci lavori, perché adesso non ci lavori, non vai oltre i 1500 euro. Io sono per il mercato, però vi dico di no. Perché io dico che siccome chi prende più di 4.000 euro di pensione nel 2011 costa 9,4 miliardi, allora siccome il 51% delle famiglie italiane sta a 1.900 euro, allora quelle bisogna toccarle, perché non è né economicamente giusto né giusto in termini intergenerazionali. E lo dice uno che, guardate, non fa l'espropriatore. Chiaro che l'esproprio io non glielo faccio, io voglio immaginare un'Italia in cui ci mettiamo al tavolo per dire chi ha che cosa e chi è in grado di avere qualche cosa. Allora, vado brevissimamente perché non rispondo certo a tutto. Scusate, ma al federalismo ci tengo, mi spiace che non ci sia Tosi, perché il bilancio di questi 18 anni è un bilancio che per me, perdonate, il centrodestra io lo faccio più colpevole al centrodestra, perché è il centrodestra che ha preso i voti dicendo, come diceva Mauro, meno spesa, meno tasse, meno debito, e invece ci ha dato più spesa, più tasse, più debito. Sul federalismo è uguale, perché noi dopo 18 anni di federalismo a parole, la devolution fallita e il federalismo fiscale nell'angolo, sta meglio il nord e il sud, nessuno dei due. Cioè abbiamo più centralismo o meno, più centralismo, più dirigismo o più sussidiarietà, più dirigismo. Quindi, perdonatemi, ma il mio bilancio è il bilancio da rottamare del federalismo di questi 18 anni. Allora, credo io che si possano davvero facilmente innovare le regioni e riformare le regioni dentro così come sono oggi? 20 più le 2 province? No, perdonatemi, ma io non ci credo rispetto ai tempi italiani. Penso che bisogna guardare un po' più avanti. Facciamo le macro regioni tipo i Länder tedeschi e facciamo che le regioni però tornano solo a fare indirizzo e non gestione, e concentriamo la gestione tutta nei comuni che sono quelli del primo livello di sussidiarietà e a cui bisogna dare autonomia finanziaria vera. È complicato? Giustamente la signora dice 8.100 comuni. No, la risposta è che bisogna accorparli perché ciascuno di loro deve avere un mercato ottimale di riferimento per l'organizzazione dei servizi. Però dice è troppo, ma guardate che i padri della Repubblica non è che si sono inventati la Repubblica ponendosi il problema, dice è troppo quello che vogliamo. E guardate che lo spirito che noi dobbiamo avere per vincere la sfiducia, il malessere, quello che c'è nei vostri figli che vengono da me a 26 anni, si stanno laureando, il 95 su 100 gli chiedo ma perché hai passato anni qua dentro? Per fare cosa? E loro dicono non lo so. Allora, la cosa da vincere è esattamente quella, e ritornare a pensare che se mio padre e mia madre, che non avevano niente e sono ancora vivi, mi hanno portato a fare niente nella vita ma essere qua a parlarvi perché 4 numeri ho passato anni a studiare, ma perché ci sono riusciti loro e noi non ci dobbiamo riuscire? Voi pensate che l'eredità della vecchia politica sia qualcosa di insuperabile? E che vogliono pensare? Che è più pesante del fascismo rispetto alla generazione che mio padre e mia madre hanno saputo costruire quest'Italia? Non arriviamo al punto di dire gli sprechi e le ruberie, le cose immonde che abbiamo visto ogni giorno non sono peggio della dittatura. E allora, francamente, 7 settimane però bisogna metterci la faccia e riprenderci. È molto bello poter risentire parlare di politica e di idee così concrete. Quindi io vi proporrei una mezza clessidra
bisogna che adesso io ho una lista, non vi dico neanche, mi sono dimenticato di dire che se qualcuno vuole intervenire via Facebook può farlo, poi rimangono tutti i siti aperti, poi vediamo come. Io direi 2 o 3 domande ma proprio rapidissime, poi facciamo un altro giro, poi la parte degli avvisi su cui vi prego di non andare via. 25 minuti, diciamo così, 5 minuti di domande, quindi la lista la accorcio per dovere di che appunto i tempi vanno stringendosi. Paolo Vesuvio Rovigo, velocissimo. Velocissimo, ciao a tutti. Oscar parlava di numeri. Io per gli amici che devono andare via, molti vengono da lontano, mi permetto di anticipare un avviso. Questa iniziativa non ha nessuna nasce nella pura gratuità di chi l'ha organizzata e della generosità che siamo sicuri ognuno di voi avrà anche per poche, so che sembra chiedere, ma letteralmente diciamo la Sala Costa, l'impianto Costa, se per caso ci aiutate noi vi ringraziamo, è puramente auto-organizzata appunto, diciamo, quindi il sito è fiorito, non sono arrivati, ce ne facciamo un vanto e quindi ci aiutiamo tutti. Paolo. Meglio così che non siano arrivati. Velocissimo, un dato, visto che Oscar ci provocava a dare i numeri ma non nel senso di altro tipo. Allora, visto che anch'io come Silvia che è intervenuta prima sono stato 3 giorni all'assemblea dell'ANCI, veniva fuori un dato, visto che parliamo di crescita e vogliamo fare sviluppo in Italia. Negli ultimi 5 anni, con 3 governi diversi, di colori diversi, Prodi, Berlusconi e Monti, gli investimenti da parte dei comuni, tenendo presente che il 70% degli investimenti in opere pubbliche di tutta l'Italia viene fatto dai comuni, è calato ben del 23%. Allora, se continuiamo così non parleremo più né di lavoro, né di crescita del PIL, né di sviluppo economico, ma saremo veramente pronti ai signori della valigetta e chiudiamo baracca. Quindi bisogna nel ripartire da un punto e soprattutto basta, e questo ce lo siamo detti anche preparando questo convegno, con i tagli lineari indifferenziati, nel senso che non bisogna cominciare a distinguere intanto tra i comuni e le altre realtà, ma anche a livello dei comuni. Ci sono i comuni virtuosi e i comuni che sprecano. Qua nel Veneto, scusate, saremo veneti polentoni, ma non siamo cretini, e qua c'è gente che governa i propri comuni con correttezza, facendo, e lo diceva prima Vecchioni, del volontariato. Allora basta, siamo stufi di questi tagli indifferenziati. La battuta finale, che guarda alla credibilità, è un dato, un sondaggio di Mannheimer fatto il 7 ottobre del 2012, non di 50 anni fa, dice che un italiano su 2 ha fiducia nei comuni, 4 italiani su 5 non hanno più fiducia nello Stato, che vuol dire governo e Parlamento e ministri. Bene, da dove ripartire? A Bologna, sono stato anch'io 3 giorni, si diceva scommettere sui comuni vuol dire scommettere sull'Italia vera. L'hai detto Oscar, bisogna metterci la faccia. Se è su questo che volete scommettere, credo di parlare a nome degli amministratori, noi siamo pronti come sempre ogni giorno a metterci la faccia. Grazie Paolo. Germano Zanini, un imprenditore di Verona, a cui piace anche la politica. Velocissimo. Buonasera a tutti, parliamo di giovani, parliamo di lavoro e 2 note particolari. Intanto quotidianamente ci troviamo con degli amici imprenditori che non ce la fanno più. Cos'è che dicono? Basta, andiamo a prendere i Carinzi, andiamo in Slovenia, andiamo in Austria, perché c'è questa sindrome adesso di persecuzione, di scoramento, quindi ci vuole una mossa importante per riprendere alle imprese la voglia di produrre. Tematica giovani, sono stato a Londra, la quantità di giovani italiani che sono su a Londra per cercare lavoro in questo momento qua. Ci può stare. Secondo punto, adesso c'è la moda dell'Australia, tantissimi giovani che vanno, ma il fatto non vanno all'estero per imparare qualcosa per poi tornarci e portarci in Italia, no, vanno via per rimanere là, e questo ci sta. Secondo punto, cosa succede adesso? Incredibile, i papà di questi giovani, gli amici imprenditori che dicono, siamo arrivati al punto che dicono, beh, speriamo che mio figlio vada all'estero, che abbia un'opportunità, perché qua in Italia non c'è più niente. Se dice così il papà che ha l'impresa,
situazione drammatica. E terzo, il paradosso cos'è? Ci sono imprenditori che hanno le imprese che vanno bene, per fortuna ci sono anche quelle, che ci credono quotidianamente e che se vogliono inserire questi giovani nel mercato del lavoro hanno 1400 difficoltà, non hanno la possibilità di fare l'inserimento all'entrata, hanno 1000 criticità. Cosa si può fare concretamente per ridare speranza all'imprenditore e per dar voglia di fare impresa insieme e una speranza anche ai giovani? Grazie. Grazie dobbiamo aiutare Andrea Buso, Comune Saonara. Ex sindaco di Saonara, sarò velocissimo. Riduzione della pressione fiscale, sono commercialista, imprese e famiglie. Le imprese, come diceva l'imprenditore, sono in crisi totale. Ogni giorno sento, ogni settimana, imprese che chiudono, imprese che devono andare in concordato, che devono chiudere, che lasciano a casa i dipendenti e le persone, e il modello Veneto della piccola impresa sta totalmente fallendo. Ci dicono che le famiglie vanno tutelate, che diminuiranno l'IRPEF, però intanto tagliano le detrazioni. Mi hanno insegnato che bisogna aumentare le detrazioni, mi hanno insegnato che per battere l'evasione bisogna mettere le detrazioni, non toglierle. Ebbene, io per mio figlio, io voglio un'Italia migliore per mio figlio, chiediamo delle speranze, partiamo dalle amministrazioni comunali, partiamo dagli amministratori e tutti assieme costruiamoci un futuro migliore, però assolutamente cosa facciamo per la pressione fiscale, perché così non possiamo andare avanti. Grazie. Abbiamo Roberto Vettuolo, che è una delle associazioni che ha organizzato, tu hai fatto avere anche l'intervento, prima devi ridurre la domanda a secca, perché non abbiamo, è un'associazione di giovani che sono facenti della politica, gli organizzatori della serata. Giannino, spero veramente che l'abbattimento del debito pubblico attraverso un progressivo dismissione di esseri pubblici si verifichi e che si possa liberare risorse per abbattere le tasse per imprese, lavoratori e famiglie, prima cosa. Poi ci vuole sicuramente più mercato, più competitività e meno Stato, e per questo bisogna premiare il merito e la trasparenza del mercato del lavoro. Quando premiamo il merito va sostenuta assolutamente la produttività e tutto quel tavolo che si sta sostenendo e portando avanti, ma noi sottolineiamo la parte anche della trasparenza del mercato del lavoro, perché se vogliamo più merito ci vuole che tutte anche le anomalie vengano fuori. Noi abbiamo sottolineato la possibilità o la potenzialità di verificare, portando l'obbligo di verifica contrattuale a tutte le situazioni lavorative in mancanza di rappresentanza. Perché questo? Perché tutti, anche attraverso un consulente del lavoro piuttosto che un centro per l'impiego, perché tutte le persone devono sentirsi sempre di più valorizzate anche con semplici strumenti. E infine abbiamo fatto una semplice proposta, molto semplice da applicare, proprio per andare incontro ai giovani, nel senso che se noi liberassimo, in particolare per il lavoratore dipendente, tutte quelle risorse all'interno della busta paga congelate, ecco che potremo vedere un aumento generalizzato abbastanza importante. Cosa intendiamo? TFR, 13esima, 14esima. Se si potesse poterle avere frazionate in maniera mensile, abbiamo fatto i conti che nel campo del commercio avremo un aumento di circa del 24%, nel campo del settore metalmeccanico di circa il 14-15%, che possono sembrare poco, però in realtà se pensate a un giovane che deve acquistare un mutuo vuol dire avere quei soldi in più che gli permette di fare. La proposta mi sembra... Faccio solo un'ultima cosa, precisazione: siamo in un momento di crisi forte in Italia, siamo dell'idea che per risvegliare l'Italia non basta solo il risveglio economico, ma ci vuole il risveglio culturale, politico, culturale e proprio anche spirituale, nel senso che veramente si può solo risvegliare l'Italia andando oltre. Ecco, questo qua. Grazie Roberto. Grazie anche per l'idea. Ultimo, per una ragione territoriale, c'è Enrico Renosto di Treviso. Enrico Renosto di Treviso, e con questo poi la lista è lunghissima. Buonasera a tutti e grazie dell'opportunità che mi stai dando. Avevo due domande da porre, ma sono stato anticipato da Giannina a proposito del quoziente familiare, del modello francese e quant'altro. Ecco, io volevo fare una domanda diretta, perché penso che molti di noi giovani che si vogliono avvicinare alla politica, ma non solo, vogliono una risposta chiara anche in vista delle prossime elezioni amministrative e politiche. Il movimento Fermare il declino Italia Futura e i traditi del PDL, perché noi ci sentiamo traditi dal PDL, non siamo stati noi a tradire il PDL, ma viceversa, confluiranno in una medesima lista o saranno, comprendendo anche magari pezzi cattolici che erano presenti al tavolo di Todi, o saranno separati ma in una coalizione? E soprattutto a riguardo delle elezioni comunali, pensate di presentare delle liste anche nei territori locali
e quali i metodi di scelta e i criteri dei candidati? Io penso che, soprattutto adesso io parlo in favore dei giovani, al momento della partenza tutti devono essere uguali, poi la differenza la deve fare il consenso da una parte e il merito dall'altra. Non ci possono essere riserve indiane dove magari qualcuno di vecchia data parte 50 metri avanti agli altri. Grazie. Il tempo per questa risposta sono 7 settimane e mezza, quindi vediamo di utilizzarlo subito. Rifarei lo stesso ordine di prima. Ora sono le 10:30. Io credo che chiaramente a questo punto si tratta di flash e, se posso chiedere, di una richiesta di collaborazione di lavoro e come. Nel senso, non occorre che spieghiamo tutto, ma come possiamo continuare questo percorso? Giorgio Sentini. Allora, rapidamente anch'io rispondo allora invece adesso alle domande, anche se davvero penso che la cosa più importante di questa sera, quindi rispondo già anche alla domanda finale di Benorello, sia quella straordinaria forza che ho sentito, non so voi, penso dall'applauso anche voi, nelle parole di Oscar Giannino, perché secondo me quel senso di, da un lato, non accettare, lui lo dice un po' scherzosamente ma è grave, di andare a sbattere e di non accettare che non si possa far nulla. Gli elementi sono davvero difficili, guardate, davvero difficili, e le incrostazioni anche di quello che è successo in questi decenni che abbiamo alle spalle sono complicatissimi, però l'idea di non andare a sbattere, l'idea che ribelliamoci al fatto che non si possa far nulla, mettiamoci, come si dice lui, l'impegno in prima persona alla faccia, è un modo di dire, no, molto diretto, mi pare questo sia il senso anche di questa serata. Troverà le forme che potrà trovare Domenico, questo poi sarà la voglia di chi vuole provare a farlo. Certo che oggi, in questo momento, senza un'offerta politica genuina, autentica, basata su principi e su valori, come abbiamo sentito, molto semplici, sulla capacità anche di fare poi invece proposte molto complicate, perché non c'è niente di facile. Avete sentito delle proposte anche che hanno fatto i nostri amici, che anch'io ho provato a fare? Non c'è niente di facile. Bisognerà fare delle scelte dolorose. Sarà un periodo di grande sobrietà. Dobbiamo avere le idee chiare sulle cose più importanti, che vuol dire che tante cose che ci sembrano importanti, soggettivamente, non sono importanti. Perché il bene comune che vedo io è quello che ha la faccia e le domande che sono emerse da qui, dei giovani che non trovano lavoro e se ne vanno, delle famiglie che non trovano servizi e soffrono, delle cose che avete detto che non ripeto. Quelle sono le priorità. Bisogna sapere che queste priorità esigono che tante cose che pensiamo necessarie, guardate, pensate a questa immagine. A tutti è capitato, penso, a me è capitato personalmente. Se vi capita di fare un trasloco di una qualsiasi delle nostre case, proverete a immaginare quante cose inutili che noi consideriamo essenziali ci sono. E questa è una metafora di quello che noi abbiamo davanti. Ci sono un sacco di cose che pensiamo siano essenziali, anche per un certo, come dire, derivato, in questo senso proprio ambiguamente lo dico, di una cultura individualistica che ha attanagliato tutta la società italiana e moderna in generale, che noi dobbiamo saper abbandonare. Ci vuole selettività. Il bene comune è il lavoro, l'impresa da costruire, le principali tutele sociali da organizzare, e questo è quello che ci viene richiesto come nuova capacità in un tempo nuovo di non sbattere, di dare una speranza e una prospettiva. Per fare questo, ripeto, è importantissimo, io non so se sono 7 settimane, quello che pensiamo anche come sindacato, in questo caso come CISL, è di dare un contributo anche di proposte, di idea, di partecipazione, di rappresentanza di questo bisogno, e di stimolare le migliori energie, perché questa aggregazione nuova, che metta insieme anche culture diverse, non può essere solo
cattolica o laica deve essere intrecciata e deve avere una forza anche nella novità del coraggio di mettere insieme diverse culture e anche provenienze. Ecco, tutto questo io credo che farò tutto quello che posso perché possa nascere, possa realizzarsi, possa dare il posto nel preciso, nei termini più precisi, due cose. La questione fiscale è esattamente il punto in cui bisogna avere la capacità di capire che per avere delle cose importanti, per esempio, magari la vorrei capire anche un po' meglio Oscar, ma insomma lui ha fatto un'idea di come modulando la pressione fiscale sul lavoro eccetera si può creare, nelle diverse fasi di vita si può creare una maggiore capacità di promuovere il lavoro eccetera. Fare queste cose esige la capacità veramente di scegliere. Guardate, chiunque vi possa dire oggi che si può, come è stato fatto in passato, insomma, promettere tutto a tutti, dopo salvo dare quello che si è potuto a pochi, no, ma promettere tutto a tutti, vi dice una grande stupidaggine. L'Italia credo è vaccinata da questi 5 anni anche da queste promesse, però bisogna andare ancora oltre. È necessario trovare un sistema fiscale che aiuti lavoro, impresa e famiglia. Questo è il punto di arrivo. Per farlo bisogna saper scegliere, bisogna anche, qualcuno parlava prima delle detrazioni, 252 miliardi di detrazioni, di agevolazioni fiscali per le cose più astruse, nessuna di davvero importante. Insisto, sì, no, ma nessuna di davvero decisiva, di davvero concentrata per essere decisiva. Insisto, una famiglia francese può detrarre un sacco di soldi per i servizi alle persone, 800 euro per esempio per la cura degli anziani al mese, noi detraiamo 2000 euro all'anno. Questo è. Allora, per mettere a posto questa detrazione che va portata a livelli francesi, bisogna tagliarne delle altre, perché in più non ne troviamo risorse, perché quelle che dobbiamo trovare, come sappiamo benissimo, è per togliersi quel cappio al collo che si chiama debito, che ci costringe ogni anno a mettere lì 86 miliardi di euro per pagare il servizio del debito prima di ogni altra cosa, e che naturalmente, come sapete voi bene come sindaci, con il patto di stabilità inchioda qualsiasi possibilità. Lì con i patrimoni da mettere sul mercato, con tutte le cose che avete, lì bisogna abbattere fortemente quel debito, invece di 86 miliardi che costi 50, 40, 30 all'anno, in modo tale che liberiamo risorse per poter fare investimenti, per sostenere quei principali. Sul piano fiscale bisogna selezionare molto, e quindi sicuramente l'evasione fiscale deve recuperare da quella che è un'area purtroppo molto vasta. Credo il tema anche della corruzione, che sappiamo essere purtroppo radicata e incistata in questo paese, e via di questo passo. Seconda cosa, il lavoro. Dice il giovane, trasparenza del mercato del lavoro. Davvero è importante che noi riusciamo a far diventare le politiche del lavoro politiche forti in questo paese, che aiutino il lavoro, che aiutino le imprese. Io vi ho detto prima, sono fortemente convinto che bisogna in questo momento collaborare fortemente tra lavoro e impresa, perché è la stessa identica battaglia: migliorare il lavoro per migliorare le imprese, fare in modo che le imprese possano riprendere ad assumere, fare in modo che oggi, cito solo un tema, la scuola non sia più un fenomeno completamente sganciato dal lavoro, ma ridiventi centrale per il lavoro. Negli anni 60 questa terra è diventata così quello che è perché ha saputo investire nelle scuole professionali, nelle scuole tecniche, ha saputo insegnare competenze alle persone, ha saputo far diventare tantissimi lavoratori, tantissimi contadini dei bravi operai, dei bravi capi reparto, dei bravi tecnici, dei bravi imprenditori, e ha creato il miracolo di questa terra. È stato davvero un miracolo.
nel 55 mio cugino, figlio di mio padre, è nato a Chicago, nel 55, cioè pochissimo tempo fa, si emigrava ancora nel 55. Allora bisogna da questo punto di vista, impresa e lavoro, una forte battaglia per dare le risposte che vogliamo e per cercare di costruire il tassello di quella Italia che dobbiamo costruire tutti quanti insieme. Grazie Giorgio, grazie anche per l'aiuto che darai a noi nel Veneto in particolare, questo, che è la tua terra, come la terra di Federico Vecchioni. Grazie. Alcune considerazioni in chiusura. Innanzitutto una risposta al cammino di Italia Futura. Italia Futura è qui per dire alla rete popolare, dire a Domenico, per tutti voi, che il lavoro che stiamo facendo è di arrivare a questa mobilitazione civica e lo stiamo facendo volendo aggregare il più possibile iniziative come quella di questa sera, e quindi lo facciamo con Fermare il Declino, con Oscar Giannino, lo facciamo con tutta la rete di Italia Futura a cui oggi hanno aderito 70.000 persone, e Italia Futura, come veniva ricordato, è nelle regioni, nei comuni, e lo facciamo con la volontà e la consapevolezza che certamente manca poco tempo, però a cominciare da chi vi parla siamo convinti che l'appuntamento che abbiamo di fronte non possa essere procrastinato, perché è un appuntamento troppo importante. Ed è anche vero che il 2013, peraltro molto vicino, ci vede probabilmente, rispetto a quello che è avvenuto anche negli anni che abbiamo vissuto, in una condizione certamente difficile ma anche di opportunità, e siamo altrettanto consapevoli, per quanto molti di noi ancora abbiano un'occupazione, un'impresa, un'attività, che quell'appuntamento non ci debba vedere distratti, e che quindi appuntamenti come quello di questa sera servano a sancire un percorso che stiamo facendo insieme e che Italia Futura vuole fare con tutti coloro i quali condividono quello che abbiamo detto questa sera. Noi lo facciamo con Fermare il Declino, perché abbiamo condiviso anche il manifesto e lo abbiamo firmato, di Fermare il Declino di Oscar Giannino, ma insieme a Fermare il Declino stiamo dicendo a tutte queste forze di stare insieme. E evidentemente ci rivolgiamo a un bacino elettorale molto vasto, quel 52, 53, non lo so, per cento di italiani, 13-14 milioni di noi che non sanno chi votare. E noi dobbiamo anche dire a coloro i quali avessero il dubbio di andare a votare che vale la pena andare a votare una grande aggregazione popolare di persone per bene, che credono ancora in questo paese e che vogliono impegnarsi per questo paese e che lo stanno facendo avendo un lavoro onesto, retribuito, nel mio caso privato, ma nel caso anche di molte persone che lavorano nel pubblico, e che non lo stanno facendo in una logica di candidatura, lo stanno facendo in una logica di messa a disposizione delle nostre competenze e del nostro tempo, se no non saremo qui. Due conclusioni. Molti hanno parlato di impresa, io sono un piccolo medio imprenditore agricolo. Vedete, io credo che quello che sia mancato in questi anni a noi tutti sia anche la certezza dei tempi. Noi stasera non abbiamo parlato di giustizia, ma un artigiano che mi dice l'altro giorno a Venezia 19 anni per avere ragione su un credito non sono tempi da paese normale. E quindi quando si chiede quali sono le ragioni per cui chiudono i capannoni, chiudono le imprese o non si assume più, bisogna anche invitare coloro i quali sostengono questa cosa ad andare in una conferenza dei servizi, e ci si accorgerebbe subito che 38 enti che si trovano di fronte a un imprenditore, perché io ci sono stato, e molti di essi, non i comuni, ma questi 38 enti vengono esclusivamente a sostenere delle tesi per non far fare le cose, sono probabilmente un'anomalia solo italiana. Ed è per questo che dire ai sindaci vi diamo più potere significa anche identificare nel sindaco la persona che conosce meglio il suo territorio e che sa che se lì c'è un'attività, di quell'attività sa tutto, e ne sa i comportamenti, l'etica, le modalità produttive, ne conosce i risvolti, a volte anche le storie familiari. E quindi il fatto di trovarsi in questi contesti in cui le competenze si sovrappongono come in un sandwich perverso è il motivo per cui un ministro anche dell'attuale esecutivo qualche giorno fa mi diceva: no, ma cosa bisogna fare per fare questo? Bisogna mettere o il silenzio assenso, se un ente non c'è, non c'è. Non si può chiudere una conferenza con riserve e si attende che il funzionario torni, perché quell'impresa si ferma. Bisogna sapere nella certezza dei tempi quanto si paga un dipendente, perché noi non lo sappiamo. E molte volte non sappiamo neanche quanto paghiamo, perché siamo gli unici che pagano le tasse prima di sapere quanto reddito hanno avuto. E anche questo è un paese anomalo in questa cosa. Allora vedete, se queste sono le condizioni dell'Italia, non è il fatto di essere
così, per il populismo spicciolo. Ci sono molte cose che possono essere fatte con una buona dose di buona volontà e di buon senso e che non hanno un costo per lo Stato. Chiudo col dire che proprio su questo, l'altro giorno all'assemblea della Confindustria Alimentare, delle grandi industrie alimentari di questo paese, si faceva un riferimento ai controlli. Vedete, anche qui un'attività economica deve essere messa alle condizioni di lavorare. I controlli vanno bene, ma non ci possono essere ogni giorno decine di enti che fanno la stessa cosa, che controllano le stesse cose, che verificano le stesse cose, perché questa è un'anomalia che purtroppo abbiamo solo noi. E su questo chiudo. Va bene il controllo, va bene la lotta all'evasione, ma se vogliamo ristabilire un clima di fiducia tra la politica e le istituzioni, tra noi cittadini, tra il privato e il pubblico, dobbiamo anche ridefinire un rapporto sano in questo paese con la ricchezza. Chi produce ricchezza lavorando onestamente e pagando le tasse deve essere trattato con più rispetto e meno sospetto. Perché purtroppo io credo che anche questo serva a dire che certamente ciò che di negativo c'è va punito, ma che non è un peccato cercare di avere una casa decente, magari anche una bella macchina e magari anche poter cercare di tenere bene la propria famiglia. Non è un peccato se si fa nell'onestà, e quindi se si fa nell'onestà è un valore che qualifica i requisiti della persona. Su questo io credo che Fermare il Declino e Italia Futura abbiano dimostrato di lavorare nel rispetto dell'individuo, ma anche nel rispetto di quell'aggettivo liberale che è stato profondamente violentato in questi anni. Tutti l'hanno usato, ma pochi hanno studiato che cosa voleva dire. In queste 7 settimane e mezzo, Mario, che cosa ci proponi? Io faccio 3 osservazioni pratiche di natura politica e una tornando al tema dei contenuti. Primo, al 90% non voteremo con una legge proporzionale pura, quindi al 90% ognuno conquisterà il proprio consenso, non semplicemente mettendo in mostra le proprie idee, ma dovendo passare attraverso le forche caudine di accordarsi con altri per ottenere il risultato. Questo aspetto vorrei che ce lo ricordassimo, perché questo ci costringerà nelle stesse condizioni delle coalizioni che in questi 20 anni hanno fallito. E allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire intanto una cosa elementare, che dobbiamo accettare il rischio non di competere semplicemente tra scialuppe, ma di provare a fare una nave più grande. Io in questo rischio mi sono esposto, perché essendo il dirigente dell'unico partito che è ancora sul mercato, ho detto a un partito che c'è, non ad uno che prova ad esserci: amici miei, dobbiamo partire da un dato semplice, che siamo appunto i principali responsabili delle condizioni in cui versa il nostro paese. Se non c'è questa assunzione di responsabilità, non c'è neanche la consapevolezza di quello che accade in termini di battaglia quando si mette mano ai contenuti. E mi spiego con un esempio. Avevo 20 anni nel 1981, quando al posto di polizia di Letnica, entrando dalla Germania Est in Polonia, sono stato arrestato dalla polizia polacca perché volevo raggiungere a Danzica i militanti di Solidarnosc. Dopo 3 giorni è venuto l'ambasciatore, dandomi del cretino, mi ha rimandato a casa. Nel 99 sono tornato in Polonia, responsabile per le istituzioni europee della transizione della Polonia verso l'Unione Europea, cioè di quel meccanismo che ha tolto i polacchi dalla stazione centrale di Milano e di Roma e li ha fatti diventare ricchi. E quando sono tornato al posto di polizia di Letnica per nostalgia, mi hanno arrestato di nuovo. Non ho dovuto aspettare 3 giorni. La notte è arrivato il ministro degli esteri e poi il presidente del Consiglio polacco, e trasferendomi nel più lussuoso degli alberghi della Polonia del 99 mi hanno spiegato che nel procedere verso il cosiddetto acquis comunitario, cioè quegli elementi che rendono possibile a un paese di stare in Europa, semplicemente la transizione polacca non era arrivata al punto di cancellare gli archivi del regime che l'aveva preceduto. Perché racconto questo particolare? Perché oggi l'Italia, fondatrice dell'Unione Europea, se fa domanda ad entrare in Europa,
ai punti dell'acquis comunitario che riguardano la giustizia o la giustizia civile, non passa. Non passa. Allora, siccome nella ricetta di spirito liberale, che so contraddistinguere ciò che dice Giannino, e nell'accorta disamina di contenuti propositivi, soprattutto per il veicolo delle imprese, che è tipico del lavoro fatto da Italia Futura, manca un piccolo particolare, cioè quanti magistrati partecipano alle vostre riunioni? Mai. Cioè, in termini concreti e parlando di un paese che è bloccato da meccanismi corporativi, se non passiamo attraverso il principio elementare che dobbiamo mettere tutto il peso di cui siamo capaci sulla stessa mattonella nell'interesse del più fragile tra di noi, facciamo solo un altro giro di giostra. Allora la mia proposta è estremamente concreta. Sono responsabile di quello che in termini di prospettiva politica è, dal mio punto di vista, un veicolo adeguato per sostenere le aspirazioni, la speranza, le buone intenzioni di tutti. È la famiglia popolare europea, cioè quella famiglia che ha dentro la ricetta dell'economia sociale di mercato, una visione incentrata sulla persona. Ma non dico questo per proporre qualcosa che discenda da me. Dico, offro un campo neutro, chiamiamolo così, o meglio, un campo appassionato alle ragioni di tutti, per cominciare a confrontarsi, perché se non avremo in 7 settimane uno strumento comune, avremo semplicemente un padrone diverso. E dico questo per una ragione semplice. Se sul piano dei contenuti è rimasta identica la politica della Ragioneria Generale dello Stato, sul piano del metodo della democrazia noi abbiamo vissuto lo shock di passare da una storia a una corte. Ora attenzione, perché c'è la corte del grande re e c'è la corte di 100 piccoli principi. Non è la corte che in termini di metodo ci darà una prospettiva di futuro, ma nel momento in cui accettiamo di metterci in discussione e di capire come attraverso lo stare insieme si mette a fuoco il metodo della democrazia, allora sì che forse avremo maggiori chance nei confronti di quello Stato oscuro che ha reso impossibile il cambiamento in questi anni. E dico questo anche in ragione di un altro fatto. Io ho vissuto in modo molto concreto che cosa significa comunicare una cosa che non c'è. Berlinguer, Moratti, Fioroni, Gelmini. Per 20 anni gli studenti sono andati in strada a protestare contro riforme che non sono mai entrate in vigore. Non so se ci avete mai pensato. Tutti e 4 hanno detto di aver fatto la riforma, ma la riforma non è mai arrivata al momento dei decreti delegati, cioè non si è mai instaurata. Allora attenzione, perché se noi le cose le diciamo senza farle, qual è la conseguenza vera? Che dopo 20 anni nessuno crede più che possa cambiare le cose. E questo uccide non la capacità dei partiti di ottenere deputati, ma la speranza di un popolo. E questo passaggio di cui siamo in comune responsabili, vecchi e nuovi, e starei a dire onesti e disonesti, pensateci bene, perché per quanto dura possa essere la cosa che dico, dovete pensarci. Perché nella nostra Costituzione non c'è scritto possono votare solo quelli che hanno buone intenzioni? Perché anche uno che ha intenzioni malvagie, nel momento dell'espressione del voto, cerca comunque il bene per sé, perché ragionevolmente cerca il meglio per i propri figli, e indipendentemente dal fatto che sia legato a meccanismi di voto clientelare, cerca un'ipotesi buona. L'ipotesi buona è forte se è sostenuto da un giudizio comune. Allora attenzione, perché noi abbiamo pochi giorni davanti, e mentre dall'altro lato la riorganizzazione è avvenuta sulle basi dell'ideologia, dal nostro punto di vista non potrà riavvenire sulla base dei personalismi, potrà riavvenire solo sulla base di un giudizio comune, cioè di un metterci in discussione per quello che è stato, ma anche per quello che vogliamo che sia. Senza questo livello di collaborazione avremo molti fuochi d'artificio, ma alla fine nelle urne risolutamente un meccanismo di tipo leninista,
che assicurerà a pochi il controllo di tanti, rendendo vano il desiderio di tutti. Come veramente si è fatto tardi, allora io dico semplicemente due cose, quindi proprio mi prendo un minuto e mezzo. Primo, io devo dare una risposta. No, devono rimanere per gli avvisi. Anche perché non me l'hanno detto, ma qui poi c'è una cena dopo. C'è? Allora, no, io devo una risposta a chi ha chiesto, fatemi capire, dice, pensi il movimento cattolico, Todi, sì, no, criteri. Allora, rispondo sinceramente, io spero che il più di chi è seduto al tavolo dei Todi 2 capisca, compartecipi, condivida, idealmente sia a questo tavolo, ce lo dobbiamo portare ciascuno di quelli che è qua e tutti quelli che non ci sono, perché lo considero veramente importante. Primo, cioè ve la dico piatta, scusate, non credo affatto che la rappresentanza cattolica sociale, popolare, perdonatemi la pontualità della polemica, vada lasciata 11 di Ferdinando Casini che vuole rimanere così. Secondo, però sui criteri, perché a me per esempio, al di là dell'amicizia personale che è venuta annusandoci negli anni e al di là del fatto che poi vado a Rimini a differenza di tanti laici senza essere schifato al meeting e così via, ma al contrario sono lieto che mi chiedano di parlare. Quindi poi che ho considerato un gradino, salire un gradino, naturalmente questo significa che nella grande stampa laicista, beh, Rimini, sei parte di una congrega di affaristi, cioè, io lo so da piccolo, vengo da quel mondo, volete che non lo sappia, vengo da quel mondo. Però al di là di questo, quello che mi trova naturalmente in sintonia con Mario Mauro è che lui ha la coerenza e il coraggio di fare un bilancio autocritico di questi anni. Chi viene da un'esperienza politica diretta del centrodestra o fa un bilancio autocritico esplicito, o altrimenti, perdonate, io non faccio il giudice, non faccio il moralista, ma non è credibile per quello che vuole costruire. Perdonate, vi faccio un esempio concreto. Oggi leggo sui giornali la proposta di un fondatore di una nuova lista, di una nuova offerta politica, che lancia una proposta sulla quale io sarei abbastanza d'accordo, visto che lo ripeto da anni. Stop con le ganasce fiscali quando sono private alle famiglie. Ma quando leggo che Gino Tremonti non ce la posso fare, perché urlo, capito? Urlo. Perché non c'ero io ministro, era lui l'unico ministro del centrodestra per 18 anni e non mi risulta che quello sia stato il principio. Non mi risulta. Allora, per quello che mi riguarda, questa maniera di fare, ha ragione Santini, bisogna fare scelte dolorose, lui lo sa, ed è fondamentale che lo dica il sindacato, perché bisogna costruire pezzi di società, amministratori locali, sindacalisti, imprenditori, uomini della finanza, del terzo settore, che sottolineiamo perché anche lì ci vogliono molti incentivi perché lo Stato non ha soldi, che insieme condividano quelle scelte. Noi non possiamo accettare che sia la ragioneria generale che dice che gli insegnanti della scuola superiore e media aumentano di 6 ore, l'insegnamento frontale a 0 euro in più perché non decide ragioneria, come è successo nella legge di stabilità di 48 ore fa. Che ne sanno in ragioneria di come sta la scuola? Perdonate, siccome sono anni, io difendevo le istituzioni che difendono i saldi pubblici, ma mi è passata la voglia in tanti anni, vedendo gli effetti di chi mette le mani per i saldi pubblici, non sapendo calcolare l'effetto che c'è sul totale dell'economia, sul totale di chi ha meno reddito e patrimonio. Allora, lì c'è una grande battaglia di civiltà fiscale da fare, bisogna che iniziamo a dirlo, perché gli italiani su questo, siano piccoli imprenditori o ex dipendenti di piccoli imprenditori, siano autonomi professionisti o siano dipendenti di grandi imprese che perdono le cose, hanno capito tutti, non accettano più di essere divisi tra reddito dipendente e autonomi professionisti, hanno capito che non ce n'è più per nessuno, bisogna rifondarlo su base di civiltà il nostro ordinamento, su base di civiltà, cioè noi dobbiamo dire che io voglio il giudice che quando vado in contenzioso, io pago un mucchio di tasse con la mia società, sono lieto di farlo, no? Però insomma, siccome le pago, sono contento di sapere che so fare i conti. Quando mi arrivano le cartelle, mi arrivano, perché rompo le scatole, mi arrivano le cartelle. Allora io voglio andare in contenzioso. Non posso accettare che sia giudicarmi un giudice che appartiene alla stessa amministrazione finanziaria, che è convinta di sapere qual è la mia cifra da fare disponibile d'imposta e a cui ho dato anche il potere di dirmi sul conto. In tutti i paesi civili è terzo, in Italia non è terzo.
per sedermi al contenzioso 30% sul tavolo. Dove? Non esiste in nessun altro paese, non c'è un paese al mondo in cui funziona così la giustizia tributaria. E ha ragione Federico quando dice la giustizia civile, peggio che peggio. E allora queste robe noi dobbiamo veicolarle come cose, dici, la fiducia di un paese, l'appartenenza a una comunità che ha un comune destino, cioè essere italiani, parole povere, si fonda sul rifondare questi valori essenziali di che cos'è una persona, un cittadino, una famiglia, un'impresa, di fronte al signor Moloch Stato. Questo è il punto di fondo, i diritti della persona, i diritti naturali, quelli incomprimibili, perché questa è la vita, la famiglia, la persona, sono queste robe qua, noi le abbiamo tutte buttate nell'angolo. Noi abbiamo accettato che lo Stato metta in un angolo il mercato, l'impresa, la persona, la famiglia, la fecondità, la curva demografica. Ci metto questo e ho concluso. Il mio sogno è quello di università. Io penso che col 3+2 l'abbiamo ammassata l'università. L'applicazione concreta della riforma Berlinguer è stata questa: più sede, più cattedre, più discipline, meno qualità per le nostre vite. Io sono un'università pubblica, io sarei per un... però diciamo pubblica, no, perché per stare al tavolo dovrò dire pubblica, no? E devo dimenticare di dire che dico valore legale. E siccome ci starò al tavolo, voglio che lo dico pubblica. Ma università pubblica però capace di fare l'orientamento a voi famiglie, cioè che come avviene nelle grandi università pubbliche americane, ogni facoltà di università pubblica pubblica la sua tabella che dice: dopo il primo anno i laureati hanno trovato il posto X e questa è la retribuzione media e così via. Non voglio sentire i miei colleghi ordinari che dicono: no, ma questa è una logica aziendalista, caro Giannino che hai studiato in America, e la tua invece è la logica che fotte le famiglie, fotte gli studenti. Questa è la verità, è una battuta da sorpresa totale, quella logica per la quale solo i figli dei ricchi vanno in America, ma gli altri restano qua a prendere sempre. Cioè un mondo nel quale i dirigenti pubblici, io non me la prendo mai con i dipendenti pubblici, finito la vita. I dipendenti pubblici io non me la prendo perché sono pieno di amici dipendenti pubblici di fascia bassa e media che moltissime volte non ne possono più di essere impiegati secondo logiche non efficienti e non ne possono più soprattutto di metterci la faccia quando sono front page dall'altra parte dello sportello col cittadino che insomma si capisce che gli metterebbe un pugno in faccia, no? Allora iniziamo con la dirigenza. Ma perché non dobbiamo avere una dirigenza pubblica che dovunque è commisurata a obiettivi quantitativi ex ante e su quelli si fa misurare il post? Perché non dobbiamo averla? Perché il politico su questo dice beh, e poi dà la colpa a loro? Perché questa è, la politica sempre così fa quando si tratta di affrontare i problemi del settore pubblico. Scusate, il centrodestra l'ha messa sui tornelli la faccenda, sui tornelli. È quella l'efficienza e la qualità che deve dare il servizio pubblico? Queste sono state questi 18 anni. Allora a me piace questa maniera, perché quando si parla di criteri io dico che se quel tavolo vuole avere una chance, e siccome penso che sia fatto da persone ragionevoli, allora deve sapere che per intercettare quei milioni di italiani che non sanno se ci vanno, se votano Grillo o comunque non vogliono dare il voto agli altri, a quegli italiani bisognerà offrire una grandissima discontinuità di facce, di percorsi, e tanto maggiore sarà il coefficiente di fiducia che sarà capace di creare. Però guardate che io faccio sempre questo paragone, ma la generazione che ha fatto la Repubblica questo ha fatto, e li rispetto tutti, anche quelli che avevano le idee molto sbagliate, insomma, dal mio punto di vista. Però le facce non sono la condanna di movimenti, esperienza, eccetera. Sono semplicemente un giudizio verso chi è stato in prima fila in questi 18 anni dietro, e non si può reinventare dicendo che mette le ganasce, no, non te lo puoi reinventare così. Per il resto io vorrei che fosse chiaro: chi come me chiede la discontinuità non è il piccolo Giacobino Testa, è un cercatore di fiducia, è un seminatore di speranza. Più da tutti questi mondi verranno persone che accettano l'idea di rischiare quello che hanno fatto, più saremo capaci di moltiplicarla questa forza. Non disperdetela, credeteci, datemi retta, il tempo sarà poco, gli ostacoli saranno tanto, non sono abituati soprattutto i movimenti a sapersi mettere d'accordo così. Io non parlo che a titolo individuale, faccio solo la GIPROP, però o questa roba la spingete dal basso col vostro propellente, o farete capire loro che bisogna superare tutti gli ostacoli che inevitabilmente perché poi alla fine sarà sempre ma chi ci metti tu e così via. Voi siete essenziali, e siete essenziali in questa parte d'Italia qua, dove la grande tradizione di essere riusciti a fare in una sola generazione la più alta intensità di manifattura e a piccola impresa vuol dire che qui c'è grande forza di occuparsi innanzitutto dei fatti propri. Allora questi fatti propri oggi sono i fatti collettivi. Se pensate che i fatti propri siano fuori da questo, state perdendo tempo
e futuro. Allora, prendiamoci reciprocamente, senza offenderci, perdonatemi, questa è la mia conclusione, a calci nel culo per correre più forte. Non andatene, abbiamo